Questa mattina invece apriamo con il libro che abbiamo iniziato a leggere, Il leone alato, che è molto bello e anche fa capire l'importanza della creatività delle persone che ce l'hanno, ma qualcuno bisognerà che provveda a tirarla fuori, questi ragazzi. Quell'enorme elica, la cui ombra si estendeva sull'appezzamento che da quella roccia poteva scorgere per tutta la sua lunghezza. Le nuvole si muovevano e si trasformavano continuamente, come se fossero guidati da una chissà quale abile coreografia, in quel giorno di sole e di tanto vento. Leon si sentì attratto da quello scenario, così rapido nel cambiare, tanto da fargli pensare a quanto tutto ciò assomigliasse, a quanto stesse provando dentro di sé. Si accorse che tutto questo gli piaceva, e come se gli piaceva. Lo faceva sentire bene, sollevato, ecco, sollevato. Pensò che quella tripala argentea era tremendamente simile a quella di un aereo. Sì, a quelli di un tempo, quelli leggendari che aveva visto più volte in TV, in qualche film o documento storico. Si perse a immaginare cosa deve essere stato a quei tempi veder passare quei mezzi così rombanti. Bello perché si apprestava a pilotarli, emozionante perché aveva la possibilità di salirci. Una grande soddisfazione per chi li progettava e provava la soddisfazione di vederli alzarsi in volo. Erano i tempi del nonno. Devo chiedere al nonno, disse tra sé e sé e allungò il passo verso casa. Il nonno fu ben lieto di sentirsi chiedere così tante cose in modo così incalzante. Non che non sapesse molte verità, però il fatto stesso che suo nipote si aprisse e sorridesse, bevendo dai suoi aneddoti, lo rendeva felice. Qui, ragazzo mio, non c'erano aeroporti, esisteva invece una fabbrica di aerei, fondata da un ingegnere. Personaggio austero, carismatico, stimato e riverito. Beh, la sua fu una intuizione formidabile. Gli aerei fino a quel tempo si costruivano in modo artigianale. La struttura era realizzata in legno e tela. Lui testò l'assemblaggio di componenti in metallo corrugato e fu un successo. I suoi aerei così risultavano molto più resistenti alle solitazioni e durevoli. La Junkers divenne un'azienda produttiva molto affidabile, che sfornava aeroplani di grande qualità e via via degli anni 20 a seguire sempre più grandi e performanti. Era un'azienda ben organizzata e divenne un orgoglio nazionale. Poi scoppiò la seconda guerra mondiale e quindi, come puoi ben immaginare, tutto cambiò. Dopo un attimo di silenzio in cui era calato un velo di tristezza sui suoi occhi solitamente vivaci, il nonno riprese con altro tono ritornato vivace. Da poco hanno ricominciato a produrre aerei. Sì, il marchio è tornato. So che la fabbrica, quella attuale, non è molto lontana da qui. Dici davvero? Fammi andare a vedere. Come hai detto che si chiama? Leon afferra il cellulare e un baleno guarda il sito e poi sui video dei loro nuovi modelli. La sensazione immediata è quella di trovarsi sullo schermo del telefono una reinterpretazione di velivoli moderni che portano in volo tutto il fascino del passato, accompagnato da spezzoni di filmati. Si era accesa in lui l'ennesima lampadina di una curiosità che tante volte aveva provato così forte. Il trattore del nonno, la Volkswagen Maggiolino del papà, l'organo della chiesa in pace. Il grande giorno così a lungo atteso e immaginato era arrivato. Si chiedeva come fosse possibile che si fosse trovato impreparato, proprio lui che viveva programmato. Quelle ultime 2 settimane erano andate via bruciate. Allora, Faustino Lorenzetto, grazie di essere qui, assieme anche a Giorgio Taffarel. Grazie, però tutto si collega perché Faustino Lorenzetto ha questo nipote, adesso ne ha 2, ma uno in particolare, sì, che è la stessa cosa di Leon, che ha questa curiosità, ma chi chiedere, chi confrontarsi, chi cercare di capire qualcosa? Il nonno? Il papà non vede, a mamma neanche dove vado dal nonno. Ecco, questo libro che io sto leggendo, questo Il leone alato, appartiene un po' anche a te, questa curiosità di tuo nipote che vuole capire e tu hai la pazienza, l'ascolto, ma soprattutto capire che in tuo nipote c'è qualcosa che assomiglia anche a te, che è la curiosità, creare. Prego, Faustino. Beh, una delle ultime riflessioni, chi sono io? Praticamente mi sono autodefinito un ignorante curioso, nel senso che tante cose che non te sai, però ti sei sempre, diremo, alla ricerca.
oltre che a Meneolo, sono io cercare di fare con altri nonni, tutti i miei sapevamo saperi, di divulgarli e passarli. Ad esempio, settimana scorsa, a 300 metri da casa si restaura un ambiente e là c'è 3 famiglie con 4 bambine da 6 mesi a 4-5 anni, che una che mi saluta sempre, no? E là sono andato a portare 4 pinocchietti fatti con stoppie e dei cavallini con tanto di redini. La roba più bella è stata, che è più grande, che aveva 5 anni, ha messo i cavallini in mezzo ai gambe, siccome che anche i redini, allora dominava questo spettacolo e praticamente te diventi a sua volta un punto di riferimento. Mio cugino ieri sera viene a chiedermi i librettini che ti ho portato anche qua, sulla natura che ho fatto come associazione toniana, che siamo in secca, vabbè. Siamo in secca. Secca no, nel senso che qua i contributi va la solita storia. Ma andiamo avanti. E praticamente per sta bambina che ha una festa, e ora dico, ma Faustino è quello che è venuto a scuola che ha il baffo nero a Tosatea, no? Perché adesso col discorso del Macaone, subito andare avanti, sono entrate sulle scuole. Aspetta un attimo, spiega che cosa c'è il Macaone per chi che non lo sa. La farfalla Macaone è una campagna praticamente dove che si spiega che il bruco del macaone non è un parassita, ma diventerà una farfalla che impollinerà. Ha migliaia di nemici, perché l'ultimo che ho scoperto, ho fatto una gabbia, perché appena chi nasce, metterli là un giorno o 2 e poi liberarli, e uno sparisce subito. Mi accorgo che c'è una fessura e era entrata una lucertola che sembrava un coccodrillo, sì, che praticamente sì, mi aveva mangiata in poche parole. E sono entrato sulle scuole, ho fatto vedere il video della farfalla che adesso vedremo. Grande disponibilità anche dei insegnanti, perché mai che siete che maestri, che sei fine del mondo, appunto. E a semina il video, e dopo che ho fatto 2 crisalidi. Vi ho pensato che da ottobre dell'anno scorso, che si è trasformato in crisalidi, e si è aperto adesso. Se ne sente a temperatura giusta... Ah beh, questo freddo, 9 gradi anche stamattina, esatto. Te voglia che si versa. E a fortuna c'è sta che dei 2 crisalidi, una si è aperto in scuola, figurate i bambini. Mamma, che bello, sì, che emozione. 3 nonni amici che Faustino... Ascolta Faustino, scusa se ti domando, te ha detto una roba importante, 3 bambine. Non te la specifica 4, non te la specifica se sei diversamente venete, se sei diversamente italiane, te la solo detto 4 bambine e ti ringrazio di aver fatto questo, te la solo detto 4 bambine, non te la detto nostre, vostre, te la detto 4 bambine. Allora sentiamo Giorgio Taffarel, presidente AVAB, allora spieghiamo cos'è l'AVAB, prego Taffarel. Buongiorno a tutti intanto. Noi siamo un'associazione di volontariato di protezione civile e abbiamo la specializzazione dell'antincendio boschivo, per cui tutto quello che riguarda incendi boschivi e comunque anche calamità naturali o dal comune o dalla regione o dalla provincia veniamo chiamati a... Guardiamo anche le immagini per cortesia di Taffarel, grazie, prego Taffarel. Niente, noi praticamente facciamo parecchie campagne di antincendio boschivo, come ad esempio questa immagine in Calabria, che tra l'altro quest'anno probabilmente si ritornerà, già 3 anni di fila che andiamo in Calabria, ma abbiamo partecipato anche delle missioni AIB in Sicilia, in Liguria, Rosolina Mare e così. Per quello che riguarda la protezione civile, ok, diciamo l'associazione ha 46 anni di attività, per cui i nostri vecchi hanno iniziato ancora col terremoto in Irpinia, e ad arrivare in Abruzzo, ad arrivare ad Agordo, a Roccapietole, con la storia di Vaia e comunque tutte le emergenze dei nostri territori. Noi abbiamo 5 comuni, come antincendio boschivo abbiamo 5 comuni in convenzione, Vittorio Veneto, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede e Fregona, e come protezione civile Vittorio Veneto, Fregona e Cordignano.
E niente, noi comunque in qualsiasi emergenza, dall'acqua al fuoco, veniamo chiamati e facciamo quello che possiamo, insomma, ecco. Raffaele, un'altra cosa importante, e specialmente da far capire alle persone a casa, è quella che se vedi un incendio, oppure purtroppo tocca ferro, ma capita, la prima cosa è da chiamare le persone competenti e non fare il fai da te. Abbiamo visto quella signora che è morta, che è entrata perché non immaginava, ecco, voleva portarsi via qualcosa, ma le esalazioni veramente sono terribili. Ecco, che appello possiamo dare? Perché veramente c'è sempre qualcuno che non riesce a capire che è successo, fermati e chiama chi di dovere. Ma guarda, bisogna differenziare comunque che noi facciamo solo incendi boschivi e non incendi civili oppure industriali. Lì ci sono i pompieri, i vigili del fuoco, sono autorizzati solo loro, per cui ok. Comunque in generale comunque chiamare subito i vigili del fuoco e comunque specialmente, anche mi permetto di dire, anche negli incendi civili, anche se noi non abbiamo nessuna competenza, ma comunque le regole basi le sappiamo tutti, uscire subito di casa e non permettersi di fare... Perché il fumo è terribile. Il fumo è terribile perché ti becca prima gli occhi e già nascosto. quando perdi la vista non vedi, vai in panico e poi comunque ti prende il fiato, i polmoni ed è finita. Cioè, Ecco, avete capito? Non hai alternative. Anche se vedete qualcosa, fermi, perché è pericolosissimo. Guardate, le esalazioni sono terribili, poi il buio che non riesci più a capire. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Bella storia del scaffarè che insegna i putei così. Queste robe che c'è qua, i putei una volta era con i nonni attaccati per mano, per le campagne, noi altri a Venezia andavamo a Granci, andavamo a pescare spiantani, andavamo a Angue, con un vermo un tocco di spago in acqua, il vermo ingoiava, ingoiava il vermo e tiravamo su. Ma che tutte le esperienze di putei, non sai neanche più che sia queste robe che qua. Ben bene a queste persone anziane che vuoi insegnargli i fiori. È una roba ottima, una roba, i fiori che ha 4-5 anni, anche questi ragazzi qua, va bene, sviluppa il cervello perché c'è tutto un domanda, se che vedi la testa, il cervello incomincia a capire, a domandare, è la roba più bella dei putei, dei fiori così, deve vederli interessati a queste robe, perché ti danno aiuto a crescere e fargli su 2 ore la memoria, perché queste robe che qua che insegna io, di far nascere a far fare queste robe, questi a 70 anni, si ricorda ancora, voglio dire, e sono robe utili. E sto signore che è qua, perché tanto che io vedo, va bene, gli dovrei dare un premio, nel senso che le robe che fa, è il comune, lo Stato e la scuola, dovrei aiutarlo e incentivare le robe che fa, perché le robe che fa, ti dà la vita ai fiori piccoli. I fiori piccoli adesso nascono col telefono, le robe che vede qua, non sa neanche cosa che sia una gallina, un coniglio, io non l'ho neanche mai visto, io vedo sui libri, io ne avevo, adesso è grande, quando andavo a scuola è fatto una gallina con 4 sate, perché non l'aveva mai vista. No? Voglio dire, Mirella, io non sia, vive nella libertà, impara tutto, no? E se una roba non vera, ancora di più, però se accanimo sempre sulle robe più brutte, adesso diventa matti per i stessi, ma ricordate che stessi non c'è niente stessi, ti serve per vivere, tutto da mangiare, con gli chef, mia nonna mi faceva una cosa, che non avevamo neanche gli occhi da piangere, Mirella. Cosa ti faceva? Mia nonna che era brava a fare, niente in testa senza polenta, e faceva, va bene? Perché? Perché non vedeva niente. La nostra merendina, io mi dava un tocco di pan comune, una fetta di un pan comune, faceva 4 tocchi, e 3, 2 mega in casa, mi dava questo. Ma siamo su ugualmente sana e mi imparare. A 7-8 anni già erano svegli, nel senso
che capivimo e si accontentavamo di quello che ne dava, perché sapevamo che non era possibilità. No? Adesso vuole che scarpe firmare da 400 e la giacca fino... Ma cosa interessa? Che aspettiamo che morisse qualche parente perché del suo patogeno ne faceva 3 panni altri. Grazie Rinaldo, grazie. Beh, non tutti Rinaldo, non sparare nel mucchio, perché qui abbiamo un ragazzo, un bravo ragazzo, poi ascolterete, ce ne sono anche di bravi, non spariamo ecco, cose su, veramente, perché poi sembra che siano tutti così, ragazzi, sono anche quelli che dici tu, per carità, ma guarda che ce ne sono anche di tanto bravi, il problema è che non li fanno vedere, non c'è niente da fare, quello è il dramma, e dopo la gente dice eccoli là, i ragazzi, no, certi ragazzi no. Invece tu, Faustino, sai invece l'importanza di parlare con questi bambini che poi diventano ragazzi? Ne hai sempre qualcuno che ti segue, non è proprio un bambino, ne abbiamo uno anche qua, sì, che poi sentiremo più avanti. Prego, Faustino. Ricordo ancora, tempo prima del Covid, che al Marconi di Quinto, che avevo il museo là, e mi ricordo una volta scendeva le scale con delle maschere al carnevale, e ho detto, bambini, è bellissimo, che è il complimento della cosa fondamentale. Bravo. Siete veramente bravi, ma avete fatto con i cartoni da voi, a maestra, che, no? E esce uno dalla FIA, e proprio attraversa la FIA, e mi si mette davanti e mi punta quel dito così, e mi fa, Faustino, io voglio essere uno come te, che sa fare tante cose, perché Calabria, dopo a livello professionale si mi perda, ma mi piace provare, insomma, quello che ti hai in testa, e se veramente, riprendo il punto tuo, ti hai detto, non ti hai detto, le nazionalità, però guarda caso che c'è 3 mamme, una è spagnola, una è francese e una è italiana. Ecco, avete capito? Per dire, ma che c'è una serenità, amanti della natura, amanti poi sono posti, adesso no perché abito Midi, ma sono posti molto molto bei, insomma. Ecco, andate a visitarli perché merita veramente. Spieghiamo anche dove si trova questa oasi bellissima. Beh, l'oasi è Santa Cristina, che tra l'altro... Santa Cristina di Quinto, oasi e Spaiù del Prete. Ecco te me versi in altro, ma si sale da qua, però sei un professionista proprio, perché ho trovato un documento, perché gli alpini di Quinto mi hanno invitato a fare una serata a parlare del Monsignor Lorenzo Tognana, e ho recuperato i suoi foglietti pieni di storia, della storia che si ripete tra l'altro, e su uno c'è scritto qua che chi che ha bagigi patate, anche qui deve pagare il quartese, non solo quello, non fate i furbi, e dopo richiama quelli che hanno la palude vicino ai Bortoloso, praticamente dove che si sta Osi, ex Spaiù del Prete, ne hanno ancora a pagare l'affitto, che è un documento che conferma che tutto il modo come che veniva chiamato ex Spaiù del Prete, praticamente si è verificato che è una roba vera. Dopo, qua se parliamo, mi ho fatto un po'... È che tutti i documenti nel 1954 Tognana è la prima volta che il suo foglietto era veramente una cosa grande. Cioè qua che c'è il mondo, perché Tognana dal 1954 comincia a scrivere nota medica, parlava addirittura dei tumori, di come curarsi. Anni prima insegnava ai bambini con un quaderno a gita, che si mancava tra l'altro, insegnava l'igiene, come curarsi con le erbe. No? Qua adesso decide che dal 1954, l'anno che sono nato mio, che sono tante coincidenze che si trovano chissà perché, e praticamente spiega, e dice, da questo momento ogni settimana c'è nota medica che spiega come curarsi dai varie malattie. Dopo qua partite un'altra c'è la Federazione Provinciale Coldiretti e spiega che praticamente viene dato lire 3.700 per quintale di sementi fornite dallo Stato. Cioè, chi anni ha? Chi anni ha? Chi aveva poco però forniva anche. Se io offerenti pollo, l'elenco di chi che ha portato un pollo a parrocchia, tra l'altro loro siete fratelli, a mia famiglia, per dirti le varie cose. Cioè, è una partecipazione. Esatto. Dopo, tra l'altro, dava anche dei consigli abbastanza profondi, che adesso venirei anche un po'... Aspetta, prima che ne veda invece a farfalla a Macaone, perché sennò non riusciamo a capire l'importanza di quello che sta spiegando anche il nostro Lorenzetto, perché io vado avanti, c'è un libro aperto, Faustino, però è molto importante per far capire cos'è la natura, il mondo della natura. Andiamo a vedere.
Gaga, tu messati? Allora, abbiamo visto questo volo di questa farfalla. Taffarel, quanta emozione però vedere, anche se siamo grandi, a ritornare quando eravamo piccoli, che riuscivamo a vedere queste cose, che ci allontanavamo da casa, avevamo campi, veramente. Avevamo prati, boschetti. Adesso parte il ciclo produttivo della lucciola da metà maggio a metà giugno. Allora Taffarel, cosa vuoi dire rispetto a quello che si ritrovano i giovani al giorno d'oggi? Perché se abbiamo anche bei posti, poi dobbiamo stare attenti che qualcuno non incendi, perché l'incendio non parte mai da solo, difficilissimo. Cosa vuoi dire, Taffarel, rispetto a queste immagini bellissime che abbiamo visto, il rispetto della natura? Ma guarda, io vedo che comunque io figli non ne ho, però vedo che comunque ho fatto un lavoro fino a alcuni anni fa, che comunque ero in mezzo ai giovani, e hanno perso tutto l'interesse o comunque non dico la volontà, perché comunque bisogna anche insegnargli. Perso l'interesse comunque della natura, dei bei posti che ci sono qui, abbiamo qui in zona, perché comunque qui in Veneto, come dappertutto, qualsiasi posto d'Italia, ma anche nelle nostre zone qui a provincia di Treviso, posti ne abbiamo tantissimi. Bisogna dirlo, assolutamente, come si diceva, Parco di Storga, Lungosile, io ad esempio sono da Vittorio Veneto, abbiamo le colline, Montello, cioè non sei che dobbiamo fare tanta strada per arrivare. Posti ce ne sono tantissimi a contatto con la natura, però purtroppo non sono tanto, non dico conosciuti, ma non sono apprezzati, diciamo così. Aspetta che finisce. Ma un'altra cosa, Taffarel, non sono apprezzati, ma per apprezzare bisogna anche capire la bellezza che hai a portata di mano. Allora, io vedo anche certi genitori, anche al Parco dello Storga, se si organizzano le feste, allora anche sì, forse te porto, ma da soli, anche durante la settimana, da lunedì, vedi sì, diversamente giovani, qualche ragazzo o ragazza che fa footing, però la famiglia, ecco, che magari adesso il bel tempo, fortunatamente chissà che arriva, stamattina 9 gradi, cioè non so, e neve 40 centimetri, vabbè, a metà maggio. Cioè il bambino non può arrivare da solo, non è possibile, non riusciamo a capire invece l'importanza di fargli capire la natura, cos'è la natura, il senso che dobbiamo avere anche di rispetto anche noi e far conoscere che non è che insomma siamo vissuti nella luna. Cosa hanno i genitori di adesso secondo Taffarel? Ma guardi, sicuramente la mentalità della società è cambiata, di conseguenza anche la mentalità dei nuovi, tra virgolette, dei nuovi genitori, e adesso puntano più sul divertimento, sui locali, e magari viene perso il discorso anche della tranquillità. Finora io ho la fortuna di avere un lavoro in Cansiglio. Ho la fortuna che comunque tutto il giorno sono in mezzo alla natura. Tanto poi cambiando passi anche a questo, in mezzo alla natura, in mezzo agli animali, tutto quanto. E da quando, gli ultimi 4-5 anni faccio questo lavoro, e da quando ho iniziato a fare questo lavoro qua, ad esempio, aver più contatto con la natura, ci si rilassa, si fa il proprio lavoro, ok, ma comunque è un altro a lavorare. E tornando al discorso appunto dei posti belli che comunque interessanti, culturali che abbiamo, io ad esempio sono da Vittorio, per cui andare in Cansiglio sono lì attaccato, però lavorando lì in Cansiglio ho scoperto, o comunque sono venuto a conoscenza di posti e comunque anche di storia che prima non la conoscevo. Ad esempio ci sono dei cibi ancora risalenti alla Serenissima che pochissimi sanno, ce ne sono una decina di questi cibi della Serenissima, però poca gente sa, perché comunque o viene pubblicizzato poco o comunque viene appreso poco, che è diverso, perché comunque informazione ce n'è, però l'informazione o la prendi, ti interessa, e comunque la curiosità, ecco qua, ti viene si la parlava prima, a vedere, altrimenti la snobbi, diciamo così. Taffarel, a Lorenzetto cosa possiamo dire? Ecco, questi documenti così importanti, ecco, questa curiosità, la passione, la voglia di creare. Fare i complimenti, perché è una roba vecchia e storica. Io ho qualcosa ancora di mio nonno, altro genere naturalmente, e la tengo come una reliquia, perché veramente è roba storica o comunque vecchia, indipendentemente dal valore che possa avere,
La Quando carta roba è vecchia, ingiallita. la carta Ma ingiallita, non le solo, fotografie in bianco e mangiata nero, dei topi. Ecco, mangiata dai topi. ha ancora più valore. E non le devo fare complimenti perché persone come lui... A trovarle, rare. a Taffarello. Allora Lorenzetto, cosa diciamo di questa cultura che è una cultura contadina, però è la storia, sono le nostre radici, Esatto. ecco, Ad che esempio, fanno capire l'importanza di questo territorio. Prego. Monsignor Dognana aveva una mentalità sociale, lui proprio voleva che Santa Cristina diventasse una grande comunità e lavorava su tutti. Uno degli aspetti poi richiamava i giovani, pensa a te, no? Attenti ragazzi, voi che andate a cercare le fidanzate, di portare delle sposine che siano serie e intelligenti, perché qua, questo territorio... No, beh, serie e intelligenti, perché calma. questo qua c'è un paese sano che deve fare strada, che deve fare una grande comunità, cioè non che c'è posto per chi anche per il frigoese, insomma, che dopo richiama, per esempio, quando che il cinema, la sala del cinema che per anni ha funzionato, se apre Treviso e scrive su un foglietto: stiamo scegliendo i migliori film e voi andate fuori paese. Cioè, veramente era continuo richiamo. Continuo richiamo, No, perché no, teneva a cuore cioè, il paese, appena la comunità. Appena che arriva da Montebeuna, tra l'altro, Don Furlan, parroco di Santa Cristina, va via nel 901 e va a Montebelluna, e c'è quello che ha fatto il domo. Santa Cristina arriva Monsignor Dognana che dice: volevo tornare in Rio perché non trovavo il paese. No, che dopo qua si riadeccemo all'8, perché se Dognana non trovava Santa Cristina nel 901 e Lorenzo Lotto qua Palla che ha fatto Santa Cristina, come che ha fatto trovare che accesa tra Sie e Fontanassi, che là l'umidità era il 98%, Proprio palude, tant'è che qua viene riscritta la storia. Ho trovato, posso andare avanti qua, questo librettino scritto da quello che era, come si dice, che seguiva l'archivio della Curia di Treviso, cioè uno competente, sto Don Carlo Agnoletti, e questo libretto gira da decine di anni da mia mamma, ristampato nel 75 dal parroco Don Luigi, e qua spiega che se un pittore, certo Salomo, che fa fare un affresco sulla chiesa Santa Cristina, crolla, sbagliato l'impasto, mi dico che è tanta umidità che... E Lotto che viveva a San Leonardo chiamava Santa Cristina e dice: fammi una valutazione di questi danni, insomma non si era più capito, quando lo spiega bene, e i Massari ha detto a Lotto: mi ha fatto un quadro, mi ha fatto un dipinto, mentre fin adesso era il parroco che era in contatto con la Curia che ha portato Lotto Santa Cristina. Cioè questo qua adesso mi sono di dare in mano un storico, perché Santa Cristina col mello del Tiveron tagliato in due dal fiume Sile, ricco di trote, di anguille, scarseggiano i gamberi, cioè già nell'800, e questo libretto è stato fatto per Monsignor Bernardi, che l'abita a sua casa dove che dicevo che esiste bambini adesso, sì che è 300 metri di accademia, che viene parroco a Santa Cristina, e ora che spiega tutta qua, che fa praticamente un quadro della situazione. Questo dopo mi fermo. Nel 798 fino all'801, 3 anni, arriva un restauratore da Siena, ai Bei Arti Venezia, e restaura, scritto qua, la pala dell'otto, spostando i colori dal legno che si aveva in massio su una tavola. Ho parlato con qualche del settore e si era scandalizzato. Sarebbe curioso che un microscopio di sovrintendenza andasse a curiosare, per dire tante storie che va viste e riviste, curiose e interessanti, che fa parlare. Certo. Io vorrei sapere quanti di voi sanno che c'è questa palla dell'otto a Santa Cristina, perché Taffarello sapeva che c'era. Fuori zona. E ora ho rilancio. Il percorso che io ho fatto come associazione Dognana è proprio dall'otto all'orto. In pratica, se entra in chiesa, collaborazione con la parrocchia, logicamente il parroco, che c'è dei pieghevoli, che c'è un QR che il professor Eugenio Mazzato racconta a palla dell'otto, prima che c'è un percorso recuperato recentemente che spiega come che si arriva a Paia Santa Cristina, si esce e si va
all'Osi, ex Paio del Prete, i scout di Rio San Martino domenica, e voi a fare due giri, perché un ambiente così selvaggio non io avevo mai visto, per dirti. Allora andiamo a vedere questo maltempo evoluzione, così ne parliamo anche con Taffarel, cosa sta succedendo, siccità, adesso invece c'è la neve, in montagna sono anche molto contenti, abbiamo sentito le interviste, andiamo a vedere. Il maltempo persiste in tutta la pedemontana, pioggia, vento e temperature ribassate, lo potete vedere con i vostri occhi qui sul pannello informativo del comune di Romano Dezzelino, sono indicati 9 gradi, oggi è il 15 maggio, sono le 12:52 del primo pomeriggio e meno male che siamo a metà maggio. Altro che radiose giornate di maggio, il maltempo continua a imperversare sul territorio della pedemontana. La neve è arrivata su tutte le montagne vicentine e trevigiane, dal Pasubio passando per l'altopiano fino al Monte Grappa, dove continua a cadere dalla notte scorsa e a quota 1400 metri ha già superato i 10 centimetri. Un brusco calo delle temperature che però, secondo le previsioni, dovrebbero rialzarsi leggermente già da domani. Se da un lato tutta quest'acqua contribuirà a ricaricare le falde acquifere, dall'altro non mancano le criticità. Come vi abbiamo già raccontato nei nostri telegiornali, preoccupano in particolare le conseguenze sull'agricoltura e soprattutto sui raccolti di ciliegie. Commentiamo questo servizio, questo cambiamento climatico che veramente, però qualcuno dice c'è sempre stato. Prego Taffarel. Ma guarda, io meteorologo non lo sono, comunque ho 50 anni per cui ho visto comunque dei cambiamenti riguardo il clima, perché mi ricordo che fino a 20 anni fa comunque faceva più freddo anche in pianura e faceva anche molta più neve. Per cui ho una baita in montagna a 1500 metri e mi ricordo che comunque fino a 20-25 anni fa, da novembre circa, primi di novembre, anche fino a ottobre, fino anche i primi di giugno, in macchina non ci arrivavi solo a piedi e faceva parecchia neve, anche un metro e mezzo di neve. Per cui sì, è vero, adesso fa meno neve, più stravaganze, però sono del parere che comunque, ok, sicuramente questi inquinamenti e periodo storico che stiamo passando, ok, c'è un po' di cambiamento climatico, forse un po', ma c'è sempre stato comunque secondo me. Sicuramente magari ecco, questi inquinamenti viene un po' accentuato, diciamo, ecco. Però ricordo che proprio parlavo con un collega, era che nel 2018, se non erro, a maggio aveva fatto oltre 1 metro di neve nelle zone dietro il Cansiglio, diciamo, nel Pago, Tambre, Espert, che più o meno su 900-1000 metri, a 900 metri, oltre 1 metro di neve, i primi di maggio. Però la neve c'è sempre stata, cioè in teoria normalmente dai primi di novembre fino a ottobre, fino anche a maggio, la neve ci doveva essere stata. È vero che il proverbio diciamo, dice maggio adagio. Sì, per cui diciamo che questo, secondo me, questa anche ondata di freddo e di neve, tra virgolette, sarebbe anche un po' normale. È che negli ultimi anni siamo abituati in maniera diversa, anche perché comunque adesso effettivamente si passa dal freddo al caldo. 9 gradi dal caldo pochi, 9 gradi a metà maggio. Sono pochi, per me sarebbe temperatura ideale, però no, dipendentemente da quello che non ha battuto. Questo cambiamento climatico tu? Allora, c'è un mio amico che fa parte del gruppo Tiveron dei Misteri e lui lavorava sull'archivio Venezia e lui andava a spulciare parrocchie, non so che, e che trovava che trombe d'aria a Piazza San Marco e che trovava il clima andando in giro di 300 anni praticamente. Ma siccome che non è storico, studioso, tutti quanti proprio cioè in effetti succedevano questi casi e me le immagini. Ad esempio quest'anno, che mi riguarda personalmente, dopo aver fatto un orto botanico in trincea, una roba strana che la felicità non è di questo mondo. Neanche una foto dell'orto botanico, eh? Se arriva la tempesta, a me ha cancellato. Ah, ecco perché. Via. Ma si riparte. Mai mollare. Un'altra cosa importante, ecco, come trasmettere ai bambini, anche tramite la scuola, questa natura, il conoscere la natura, le erbe, i fiori, le piante, gli insetti.
Ecco, perché io vedo che i bambini sono anche appassionati, se li porti. Ma sì. Loro sono strafelici, però c'è questa volontà dei genitori. Ma adesso soprattutto sti mostri, non riesce a passare questa storia, no? E dice che i bambini ama vedere i mostri. Insomma, le robe brutte da qua il mondo non è che piace a nessuno, per persone serene, tranquille, normali, voglio dire. E dopo quello che ti insegni, perché io ho l'esperienza, esempio, me ne volo un anno, che ho piccolo, ogni tanto viene là da avanti, memoriale, eccetera, guardiamo altri, e così ora da tormentarlo, mica canto anni 60. Ma questo qua, quando che se ne via quel sonno, dopo ti stai annasciando, anche per seguirlo, intanto che dopo anche 10 minuti, un quarto d'ora che ti sia, ti senti io che fa e canta per conto suo. No. Per dire, cosa vuol dire? Che quel che ti ha trasmesso non va buttato via. E se, lo stesso mi ripeto sempre con Enrico, che adesso e se sa più avanti e mi ha superato. Quindi, Enrico, questo ragnetto rosso qua, no, questo ragnetto rosso non è pericoloso, non fa niente, piuttosto se tu ti appoggi quel gomito della giacca ti fa una macchia rossa che non va più via. Cioè, ti fai qua. Sì, ma chi c'è che insegna Enrico queste robe? È il nonno. Ma adesso si è appassionato. Sì, ma passione, bisogna che ti trasmetti, Taffarel, bisogna trasmettere, da soli non arrivano ad avere la passione, a essere intrigati, bisogna accompagnarli in questa passione, o sbaglio, Taffarel? Sì, assolutamente, anche perché come dice il signore, il nipotino del nano... Aspettare il signore, Faustino. Sono ancora vivo. Un anno e mezzo, cioè... Io ripeto, figli non ne ho, per cui ho visto i nipoti e comunque ho visto anche altri bambini, è l'età giusta comunque fin da piccoli a insegnare, perché comunque sono spugne, mesi, adesso sembra che non ti ascoltino, invece apprendono tutto, per cui sarebbe l'età giusta per insegnargli delle cose o delle passioni. Ad esempio il consiglio, la bellezza del consiglio, ecco, quante cose possono capire, sapere, essere incuriositi. Tantissime, c'è anche il giardino botanico, come diceva Faustino, c'è il giardino botanico su che è gestito da 2 persone veramente competenti e brave, ed è fantastico. Cosa c'è sul consiglio, il giardino botanico? Sì, ma è molto bello, l'hanno anche ampliato negli ultimi anni ed è molto, molto bello. E poi ci sono tante cose storiche comunque. Sappiamo noi cosa abbiamo 2 passi da casa, o siamo sempre alla ricerca di qualcosa che non esiste? Abbiamo sempre mentalità, dico anch'io fino a alcuni anni fa, mentalità magari le ferie andiamo da una parte, andiamo dall'altra perché ci sono bei posti. Abbiamo bei posti anche qui a noi, perché chissà perché noi, ad esempio, io ero, ma comunque sono appassionato della Toscana, però ci sono tanti toscani che vengono qui da noi, cioè la serie che ognuno, come si dice prima, ha il suo posto, hanno i suoi posti belli, culturali, storici e quant'altro. Però noi non sappiamo cosa abbiamo attorno a casa. Allora, mio marito aveva un amico, Taffarel, toscano, fatalità, visto che hai dominato toscano, che quando veniva a Treviso la prima cosa che voleva andare era sul Montello e diceva sempre: ma vi rendete conto cosa avete qua? Cioè, tanto per parlare di un toscano in visita a Treviso dove va sul Montello e dice: ma questa è una meraviglia delle meraviglie. Ecco, noi non riusciamo ad apprezzare l'erba del vicino è sempre più verde, è vero, però il vicino ce l'abbiamo anche noi e lo andiamo a vedere quell'erba invece di andare a vedere l'erba lontana. Pubblicità. Assolutamente.
noi stiamo vedendo delle cose bellissime, Faustino, era talmente bello quello che si vedeva che meritava il silenzio, perché per vedere bene ci vuole il silenzio. Soprattutto tu mi raccontavi, mentre andavano queste immagini, di questo albero che abbiamo visto, di questa bacca rossa, una volta si facevano le collane. Allora spieghiamo che si chiama il capeo del prete. Evonimus europeo, sì, ogni tanto, ogni tanto se ti dici qualche parola in latino, fai che figure che sono spettacolo. Infatti, cosa aveva fatto Abidella? Perfetto. E capello del prete o fusagine, che te mi fa venire in mente perché adesso che c'è un altro amico che siamo venuti a lavorare su sta oggi, Cavarro in pratica, e tu quasi di una via di testa, perché Faustino, due querci qua, e qua che c'è fusagine, no, fusagine non conoscia il tuo nome, questo qua veniva usato da te fai una coiana con l'ago, che dopo qualche giorno praticamente scoppiava tutto e arrivava a Camorra e dai era qua di scarica era completata. Sì. Leone da Tre Baseleghe, ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora cosa dici di questi video che ha portato Faustino? Ah, meravigliosi. Appare in campagna, Mirella. Bello? Sono vicino al Marzenico, sono fortunato. Allora, che parlavate dei bambini. Allora, da una ricerca all'Università di Londra, un bambino che gioca nell'erba sviluppa un sistema immunitario il doppio più potente di un bambino che non gioca nell'erba. Ecco. Perciò dobbiamo pensare che magari portare i bambini nella natura è tutta salute. Poi sono stato un po' in giro. Sono andato in Puglia. Dai. E ho visto tutti questi mulini a vento, no? Non mi hanno dato fastidio più di tanto. E poi si dice che fanno un rumore sotto. Allora sono andato sotto uno di questi mulini e non ho sentito questi grandi rumori. Non mi hanno dato fastidio più di tanto, perciò se vogliamo salvare questo pianeta dobbiamo chiudere anche qualche occhio ogni tanto, bisogna accettare. Poi ho visto in Puglia che è coltivatissima, allora io metterei qualche boschetto in più invece ogni tanto nella zona coltivata. Poi volevo dire a Faustin che il capeo là mio papà è sempre stato agricoltore che aveva un capeo, ma però se gli era il capeo gli era da essere un barbigio, un borsellino, cioè non gli era possibile che uno, anche se gli era agricoltore, anche se gli era poveretto, ma il capeo gli era da essere De Marchi. No. Ciao Mirella, grazie. Ciao Leone, ciao. Infatti ho detto del Leone sicuramente, perché non ti sentivo, sarà andato a farsi un giretto. E il capeo, era sto capeo, cosa sei Faustino? No, ma guarda come che si è messo il capeo, perché bisogna anche saperlo mettere così, non si mi affassi. Non so, perfetto. Perché mia moglie mi dice sempre guarda te specie prima. Ma so che sei il capello di una certa elite, no? Il borsalino. Però questo qua, caro mio, è il capello del mio suocero. Ti non ti hai idea quante vacche vedei che hai trattato e marcato questo capello qua. Ed è affari. Perché il capello una volta? Perché aveva veramente a corpo o il capello? Intanto dal lato termico questo qua col freddo questo ti tiene a temperatura costante e se è caldo il cervello funziona, se no no, ma aveva probabilmente un ruolo mio, ho scoperto per caso addirittura questo qua, cioè delle volte mi è capitato più di una volta, no, di perderlo, non trovarlo più per una barsetta io avevo in testa, ti sta talmente bene che non ti ricordi neanche mi sembra che tu avevi in testa dove c'è il capello, ma queste, quando ti confronti con questi ragazzi, anche mi so che te vanno negli asili, nelle scuole, cosa chiedono sti ragazzi? Cosa ti dicono? Sono curiosi, poi i giovani mi ascoltano, non vedo, anzi più piccoli che sei, più ti ascolta secondo me. Quando sono entrato a 3 classi, 60, una settantina di bambini, quando sono entrato in Marconi un mese fa circa,
che per parlare del macarone e della farfalla, che mandai il video della farfalla zoppa, ma appena che sono entrato, ho detto, ma neanche re cansiano, insomma, se che ha girato 3 chi mi ha visto, perché sentivo un boato, e dico, ma cioè probabilmente sia un punto di riferimento, e se questo qua che ora ha bisogno. Adesso, tra l'altro, non le ho venassi a casa perché bisogna anche lavorare. Qua il 27 maggio mi aveva via prima del Covid un concorso di poesie e finanziavo con i schede dell'associazione perché 3 premi e là bullismo, non sai cosa che venisse fuori alla fine. Pareva tutto morto, adesso una maestra ha ripreso da un centinaio. Siamo passati a 350 bambini che hanno fatto questo concorso. Addirittura. Sì, e Faustino che ha fatto 350 portachiavi, perché sa, la maestra fa, sai Faustino sarebbe bello, e tutti i maestri, tutti, va benissimo. Portachiavi te portachiavi ma non uguale, perché l'anno scorso ho fatto un tanno nero, stanno salice grigio, sono diventato matto perché devo trovare anche. Non riesco a capire, con tutti i premi chi gli dà, ma perché ne premia sta gente qua? Ma veramente, ma fatta fare, ma sbaglio? Di volte io, ma cosa avevo fatto per meritare sto premio? Anche premi importanti, dico, per carità, sarà anche persone sì, note, non dico di no, ma quello che ti ha veramente realizzato, cioè il mondo del volontariato come Casere, viene premiato pochissimo o sbaglio, Taffarelli? Poco, non viene valorizzato, specialmente per la fortuna di avere persone come Faustino e tanti altri, sarebbe veramente incentivarli ad andare avanti e comunque fare in maniera anche che sia anche un passaggio anche di informazioni e di consegne, tra virgolette, o comunque un passaggio di conoscenza diciamo a altre persone. Guarda, io tanti anni sono dentro del volontariato, ho capito solo che le soddisfazioni si devono prendere facendo del bene e cercando di dare più possibile del proprio, e per fare del bene agli altri, o in una maniera o nell'altra, comunque bisogna fare del bene e dopo le soddisfazioni bisogna prendersele. Sì, ma il problema è che questo fa del bene a tutta la comunità, perché lui va a trovare le famiglie nuove, le incontra, fa partecipare, trova la curiosità da parte di queste famiglie. Cioè, una volta si suonava il campanello, vieni tutti. Pensa che dovremmo ritornare a fare questa roba? Manca tante robe, ma mia moglie mi contava che Don Massimiliano, quando era bambina, qua giardinetta familiare, che macchine un po' particolari, faceva il giro del paese, caricava tutte le tosatee alla faccia delle norme e le portava in chiesa per fare prove di canto. E se là che te coltivi, cosa devi a uno 30 anni, no, cosa... Taffarelli, intanto vediamo anche questo casco che è molto bello, ecco, questo appassiona anche i ragazzi, ecco, le spieghiamo anche cos'è questo casco che ha portato Giorgio Taffarelli. Facciamo anche vedere, lo giriamo, questo bravissimo. È il nostro casco, praticamente lo usiamo negli incendi boschivi, comunque vabbè, naturalmente certificato e quant'altro, e cambia di colore a seconda se per evidenziare se è un volontario normale oppure il caposquadra o quant'altro, per cui anche durante le operazioni a seconda del colore, che è una roba più o meno standard anche per vigili del fuoco o comunque per altre associazioni, a seconda del colore si identifica subito magari. Quanto è importante la protezione, capire veramente che bisogna non essere superficiali ma proteggersi, ecco, perché visto che abbiamo gli strumenti per farlo, perché anche questa è prevenzione, per questo ho detto facciamo vedere il casco, cioè non è che vi muovete a caso. No, assolutamente, lasciamo stare che adesso ok, con tutte le regole che giustamente ci sono, bisogna fare i corsi, in questo caso, nel nostro caso per abbiamo anche le foto di Taffarelli, rifacciamo vedere per cortesia, prego Taffarelli. Corsi per l'antincendio boschivo, corsi per la protezione civile, e comunque a seconda del tipo di intervento che si va a fare abbiamo 2 dotazioni diverse. Qui dove siamo ad esempio? Qui siamo in Sicilia, qui siamo in Sicilia, sì, nel 2022 se non sbaglio. Per cui a seconda del tipo di intervento che si fa, in questo caso ecco, in incendio boschivo abbiamo il nostro casco, la nostra maschera per il fumo, la tuta ignifuga, scarponi e guanti ignifughi e ok, quello è l'attrezzatura di base. Poi a seconda del tipo di
chiamavano, abbiamo tutti i nostri termini tecnici, attacco che si fa, o si usa l'acqua, o comunque soffiatori, o comunque ritardanti o quant'altro, insomma, ecco, ma comunque quello che riguarda il DPI, ecco, per l'antincendio boschivo sono sti caschi con gli occhiali naturalmente, e cosa molto costosa, e di conseguenza, ecco, questo è un ragazzo alla fine dell'intervento. Cosa molto, molto importante, ecco, che tutti i DPI devono essere sempre tenuti, o comunque devono essere sempre integri, diciamo. Ecco, per dirti una tuta, se si fa un piccolo taglio, purtroppo a buttarla. una volta c'era i nostri vecchi, parliamo dell'associazione, no, quel filo ignifugo, però quel filo, però adesso purtroppo con le nuove regole. Taffarel, abbiamo sentito Leone, quello che è stato colpito da quando ha visitato la Puglia. Ecco, sì. Quando sei andato in Sicilia cosa ti ha colpito? Dove eri precisamente? Su che posto della Sicilia? Adesso non mi ricordo più i paesi, perché comunque zona provincia di Palermo, comunque. Provincia di Palermo, sì. E comunque facciamo quasi tutta la provincia. Cosa ti ha colpito della Sicilia, di questi posti che hai visto? Ma lasciamo stare la siccità comunque, perché la siccità comunque laggiù era roba tutto secco e comunque un altro tipo di vegetazione rispetto alla nostra, e di conseguenza anche altri tipi, un altro tipo di incendio, diciamo, ecco, perché ci sono vari tipi di incendi, quello più pericoloso, quello meno, quello più impegnativo a spegnerlo, quello meno. In Sicilia che incendio c'è quando si molto sviluppa? Impegnativo. Molto impegnativo. Molto impegnativo, poi ci sono tutte queste erbacce o comunque rovi secchi naturalmente, poi anche con il vento che c'hanno. Ma questa mancanza di manutenzione anche visto? No, non è mancanza di manutenzione. Sicuramente adesso rispetto a una volta, come è successo anche dalle nostre parti, l'agricoltura magari viene un po' abbandonata, per cui magari fino a 50 anni fa c'era il prato che comunque era curato, coltivato e tenuto pulito, tutto quanto, magari adesso lo abbandonano, per cui crescono i rovi, l'erba e tutto quanto. Però comunque noi, ad ma esempio, su un'isola circondata dall'acqua, com'è possibile che manchi l'acqua nel 2026? In Sicilia? Non lo so. C'è un'isola circondata dall'acqua, manca l'acqua. Pericolo di incendi, cioè c'è qualcosa che non torna, Ma quello non sta a me a dirlo. Ma noi lo vediamo perché lo fanno vedere, sì, lo sì, dicono. Io penso che ognuno si abbia fatto la propria idea, però comunque quello è un altro discorso. Però diciamo, ecco, tornando al discorso degli incendi, ad esempio siamo andati giù la prima volta nel 2021, se non sbaglio. Sì, nel 2021 che tra l'altro la regione Veneto, perché comunque quando facciamo queste missioni chiama sempre la regione. Nel 2021, che la prima volta che andavamo in Sicilia, siamo partiti in giro di 2-3 giorni, avvisato, c'era però veramente l'emergenza di incendi boschivi, per cui sì, e in 2 giorni, 3, la regione ha chiamato, siamo partiti, che tra l'altro quell'anno ha fatto anche il record del caldo laggiù, 49 gradi. Ancora di più bisognerebbe fare prevenzione, no? Perché Taffarel ha detto mi occupo sia di incendi anche di acqua. Ecco, allora, visto che la Sicilia è piena di acqua, possibile, cioè andiamo nella Luna e non riusciamo veramente a creare un sistema idraulico. Lorenzetto, una volta con poco faceva ma veramente delle opere idrauliche meravigliose. Adesso se perdiamo su bicchiere di acqua, nel senso di parola, cioè in Sicilia non c'è acqua, ma ve ne rendete conto? Lorenzetto, cosa succede? Una continua evoluzione, perché anche adesso l'abbandono dei territori, perché ad esempio ieri seguivo un documentario dove nel bosco vanno a praticamente tagliare la corteccia per far morire gli alberi, altri li abbattono, perché dopo l'albero morto crea tutto un mondo, una vita, cioè un disco ecologico. E diceva, perché la natura ha tempi lunghi, noi li abbiamo molto più corti. Cioè, praticamente siamo sempre noi altri che andiamo a mettere mano. Il sottobosco deve esserci o non deve esserci? Perché se ci sono praticamente, da quel che vedo, non è che sia un esperto, i prati con pecore eccetera, viene fatta una manutenzione. Quando che si abbandona, e dopo soprattutto la mano dell'uomo, quello che veramente
vuole fare l'incendio, insomma, ecco tutto qua. Distrugge. Mirella da Riese, vai Mirella. Sì, ciao Mirella, buongiorno Scugliotti. Ciao. Allora io, 45 anni, insomma, che abito qua a Riese, però abitavo a Mogliano e quando avevo 19 anni io mi ricordo che sono andata col titolare del lavoro, mi hanno portato tutti quanti a fare questa gita un sabato e non mi ricordo quei ristoranti dove c'era tanti uccelli imbalsamati, vedere che bellezza che era. E dopo le domeniche andavo con le amiche a fare giri di giornata così, ma c'era tanto bello da vedere proprio. Grazie Mirella, sì, sono cose molto belle che chiunque, ecco, se avesse un po' di voglia, ecco, di muoversi un po' di più, forse si dovrebbe anche visitare, però io sono convinta che anche le amministrazioni dovrebbero fare più segnaletica, indicazioni, perché non penso che i cartelli costa così tanto per avere una segnaletica. Anche questo turista, abbiamo veramente dei segnali di turismo incredibili perché hanno capito la bellezza dei luoghi che visitano. Poi c'è il famoso passaparola quando vanno, quando ritornano, perché io penso che il posti, il mangiare, il bere, ecco, sia una cosa che veramente non dobbiamo copiare da nessuno. Il problema è che non sappiamo ben vendersi, speriamo che adesso cambino le cose, caro Taffarel, perché veramente abbiamo un'Italia, io dico da nord a sud, est a ovest, che è meravigliosa. Abbiamo i borghi più belli del mondo, la storia, veramente la storia, e qui non si riesce a capire. Taffarel, come ci saluta? Intanto ringrazio tutti quanti, la redazione, comunque tutti gli spettatori, e niente, volevo approfittare magari, se è possibile, visto anche il periodo delle dichiarazioni dei redditi, che per noi è molto importante, il 5 per 1000, se è possibile. Siamo tutti in cerca del 5 per 1000, insomma, tutti quanti che vuole il 5 per 1000. Bisogna che qualcuno fa il 2500. Bisogna chi dà il 5 per 1000 che se ne tengano anche meno di quello che danno i contribuenti, perché anche sarebbe da discuterne e capire veramente quanti sono in realtà i soldi che arrivano, quanti vengono distribuiti, perché anche là dovremmo avere più trasparenza. Grazie a Taffarel. Grazie, allora, a tutti. Sentiamo grazie. Lorenzetto, Faustino, come ci saluti? Con cosa? Niente, con quale grazie messaggio? ancora dell'invito e niente, qua siamo su un mondo che si vive tante cose, non si vede, perché io oggi, domani, domenica devo fare una cosa in tempo brevissimo, vedo una fermo perché allora lo dirà dopo la seconda parte, perché Faustino rimarrà con noi, con un altro ragazzo che ha portato per far capire l'importanza di trasmettere la passione, cosa che Faustino fa. Grazie, pubblicità. È veramente un grande piacere avere ospite il dottor Francesco Pirone, direttore UOC ginecologia ostetricia all'ospedale Canfoncello di Treviso, accompagnato dalla dottoressa Grazia Artioli, oncologa, e soprattutto parleremo anche di pillola, perché sapete, lo dico sia al dottor Pirone che alla dottoressa Artioli, c'è stato un medico che ha detto attenzione a questa pillola che si prende giornalmente, questa pillola anche molto veloce che si può tranquillamente con il medico di famiglia, perché ci sono dei casi di tumore al seno che sono preoccupanti. Allora io a questo punto ho detto mamma mia che storia un po' pesante, siamo sicuri perché siccome siamo anche una trasmissione molto seguita, ecco, prima partirei proprio dal dottor Pirone. Dottor Pirone, un'informazione, ma un'informazione corretta, seria, importante, semplice, perché deve arrivare a tutti. Cosa ne pensa? Poi sentiamo anche la dottoressa. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo della pillola contraccettiva, mi sentirei di dare un messaggio rassicurante da questo punto di vista, anche in relazione al rischio tumorale in generale, adesso senza soffermarmi sui singoli tumori, però in generale possiamo dare un messaggio rassicurante su alcuni tumori.
qui c'è la dottoressa Artioli, insomma, che è proprio un'oncologa, noi vediamo costantemente anche ragazze giovani che utilizzano naturalmente la pillola, ma da questo punto di vista i rischi in relazione al rischio tumorale da alcuni punti di vista è addirittura preventiva su alcuni tipi di tumore. Dottoressa, cosa vuole aggiungere a quello che ha detto il dottor Pirone? Ecco, questa preoccupazione, perché lanciare anche dei messaggi così, veramente così forti, dobbiamo anche stare attenti. Già cominciamo a far fatica a fare prevenzione, ne facciamo, abbiamo fatto dei passi avanti, ma secondo me non è mai abbastanza. Prego. Allora, possiamo dire che i dati, forse a cui si riferiva il collega quando è stato un po' allarmante, si riferiscono a studi ormai datati in cui venivano utilizzate delle pillole con dei dosaggi ormonali più alte di quelle che invece vengono utilizzati ora, e quindi quello che diceva il dottor Pirone è vero, attualmente possiamo ridimensionare questo rischio, e comunque i dati erano sull'utilizzo della pillola per durate oltre i 10 anni e soprattutto erano indirizzati verso il tumore della mammella. Oggigiorno, come ha già accennato il collega, la pillola invece per alcune tipologie, tipo alcune forme di tumori ereditari dell'ovaio, viene anche considerata in certi casi selezionati preventiva. Quindi sì, diciamo che possiamo ridimensionare questo rischio. Ecco, mi fa piacere avervi ospiti e anche aver sentito, perché veramente noi abbiamo bisogno di un'informazione molto corretta, perché non sono informazioni che veramente possono destare molta preoccupazione. Dottor Pirone, un'altra cosa che volevo chiedere, questa maternità, pochi, però c'è, di donne che superano i 40 anni tranquillamente. Io ho avuto una sindaca che ha detto: fino a 40 anni ho deciso di fare la mia vita, il mio lavoro, dopo ho detto beh, adesso sarebbe ora anche che diventassi mamma, vediamo. È corretto a una certa età non capire l'importanza di capire l'età che hai, cosa puoi fare, cosa non puoi fare? Sei sicura che questo bambino un domani che cresce sia così contento di avere una mamma di una certa età? Ma soprattutto il corpo umano, ecco, questa donna che genera questa creatura, il miracolo, io dico sempre, della natura, cosa riesce a fare. Ecco, perché mi sembra che stia aumentando l'età delle donne che decidono di avere un figlio in età, diciamo, avanzata, e dopo i 40 anni, insomma. Sì. Cosa dice, dottor Pirone? Sì, questo problema c'è da anni ormai. Con il tempo l'età media in cui la donna ha anche la prima gravidanza o gravidanze successive sta aumentando sempre di più. Oggi la prima gravidanza si ha tra i 31 e i 32 anni. E ci sono molte donne che hanno gravidanze anche in prossimità o dopo i 40 anni. Questo naturalmente attiene a scelte personali su cui è difficile naturalmente intervenire, ma l'importante è che le donne siano consapevoli, le coppie, di quali possono essere i rischi legati ad una gravidanza ottenuta in età un po' più avanzata. Un tempo ne vedevamo molto meno. C'è da dire che oggi abbiamo anche a disposizione degli strumenti diagnostici, delle terapie, e quindi un tipo di assistenza alla gravidanza che consente di dare supporto, però è innegabile che ci sia un'aumentata incidenza di alcune patologie della gravidanza, quindi che attengono alla mamma, e anche alcune patologie fetali. E quindi è cambiato anche il nostro modo e la nostra organizzazione nell'assistenza alla gravidanza, perché casi di gravidanze ottenute dopo una certa età e ottenute da fecondazione assistita spesso sono entrambi due piccoli fattori di rischio, ecco, per molte patologie. Dottoressa, cosa vuole aggiungere? E soprattutto, ecco, capire che anche queste visite ginecologiche a queste bambine, a queste ragazze sono importanti, è sempre una prevenzione. Ecco, c'è questa consapevolezza di capire l'importanza anche di una visita ginecologica, iniziare a quale età si inizia a fare queste visite, dottoressa?
Allora, l'età per iniziare, diciamo che per la patologia oncologica dell'adulto noi vediamo per lo più patologie che interessano le donne nel post-menopausa e quindi per quel che riguarda la prevenzione prima, per quel che riguarda l'efficacia dello screening dell'HPV si inizia in età più precoce, già in età scolare con la vaccinazione. Mentre per quel che riguarda poi la diagnostica per la patologia oncologica in questione dipende, nel senso che la donna, queste patologie, parliamo ad esempio del tumore dell'ovaio, ha dei sintomi di esordio che sono molto subdoli, può essere un gonfiore addominale, un dolore pelvico, la costipazione, che vengono spesso sottovalutati e quindi quando la paziente arriva alla diagnosi spesso la malattia è già in fase avanzata. Quelle pazienti che sono un 30% che riescono a fare una diagnosi quando la malattia è ancora in uno stadio precoce, sono quelle che magari hanno fatto una visita ginecologica e spesso casualmente si è riscontrata una cisti complessa o un qualcosa che al ginecologo magari da un punto di vista ecografico non quadrava, per cui è stata sottoposta a ulteriori accertamenti. E questo cosa ci fa capire? Ad esempio un sanguinamento in post-menopausa, un sanguinamento tra un ciclo e l'altro deve sempre essere indagato, perché è uno dei primi sintomi che possono sottendere a un problema sia di tipo della cervice uterina, soprattutto i sanguinamenti postcoitali, o ad esempio a un tumore dell'utero. Quindi questo ci fa capire come ai primi segnali di allarme non bisogna far finta di niente, diciamo, invece bisogna recarsi dal ginecologo e approfondire il sintomo e dire alle donne che è importante fare prevenzione con almeno una visita ginecologica all'anno, comprensiva anche di una ecografia. Avete capito? Per essere sicuri l'importanza e aderire agli screening. Dottor Pirone, cos'è che la preoccupa di più anche in questo modo anche di vivere un po' frenetico, si mangia male, si fa poco movimento e soprattutto se c'è ereditarietà con questi tumori? Sì, allora lo stile di vita è un fattore molto importante nella prevenzione dei tumori, perché uno pensa sempre che magari fa la visita periodicamente dal medico, dal ginecologo, visto che stiamo parlando di tumori ginecologici. Questo è certamente molto importante per fare una diagnosi precoce o aderire agli screening, ma se poi si ha uno stile di vita non adeguato, questo influisce molto sulla possibilità di avere un tumore o no. Quindi diciamo, il problema dell'educazione a stili di vita corretti per noi è molto importante. Quindi andrebbe fatta proprio educazione sanitaria già nelle scuole, ovviamente, perché è da lì che si inizia. Qualcuno capisca, dottore, lo diciamo tutte le mattine. Però questo sì, si fa già qualcosa in questo senso, ma sicuramente non è mai abbastanza, proprio per conoscere qual è il rapporto tra stile di vita e insorgenza non solo di tumori naturalmente, ma anche di altre patologie, per conoscere anche quali sono tutti i fattori di rischio dei tumori, tra cui anche quelli eredofamiliari. Insomma, ecco, ci sono delle condizioni specifiche in cui oltre ai fattori ambientali, lo stile di vita, ci sono effettivamente anche dei fattori eredofamiliari che vanno individuati, perché in quei soggetti naturalmente la fase di controllo, di sorveglianza e di prevenzione deve essere ancora più attenta. Allora, si parla molto anche di intelligenza artificiale, dottor Pirone. Quanto può aiutare? Il professor Cerosa, l'ultima volta che è venuto ospite, è venuto diverse volte, diceva, però si ricordi Mirella, che è sempre l'uomo, poi alla fine è la mano dell'uomo che gestisce il tutto. Però si dice che nella sanità è molto importante. Cosa ne pensa, dottor Pirone? Sta assumendo un ruolo sempre più importante, quindi sfruttare bene l'intelligenza artificiale nel nostro campo, nell'ambito medico, sarà una vera rivoluzione.
Lo sta già avvenendo questo in molte aree della medicina e sta aumentando il valore e il contributo dell'intelligenza artificiale sempre più velocemente. Sicuramente nella fase diagnostica l'intelligenza artificiale è utilissima nella fase, non so, in radiologia, ma in tanti settori della diagnostica, ma sta avvenendo anche nella fase terapeutica. E di pochi mesi fa il primo intervento fatto interamente da una macchina con l'aiuto dell'intelligenza artificiale era un intervento su un simulatore di un'asportazione di una colecisti senza l'intervento dell'uomo, quindi fatto solo. Avevano immagazzinato tutti i dati relativi a 1000 e più interventi di quel tipo e la macchina l'ha fatto alla perfezione, non su un essere umano, ripeto, su un simulatore, ma avverrà presto che il risultato è stato un risultato ottimale. Quindi ben venga l'intelligenza artificiale, naturalmente così modulata e utilizzata con il buon senso che poi solo la mente umana in questo momento perlomeno può avere. E cosa ne pensa anche la dottoressa, ecco, di questa intelligenza artificiale che, come dice anche il dottor Pironi e altri colleghi che ho avuto vostri, è fondamentale nella sanità? Però io direi che bisogna anche capire dove e come si adopera questa intelligenza artificiale. Non è che vada bene dappertutto e soprattutto non tutti la possono adoperare, perché può diventare molto pericolosa. Non a caso Papa Francesco, che io ricordo sempre, la affiancava alla parola etica, che è fondamentale. Ecco, cos'è l'etica nel suo lavoro, dottoressa? Perché ci vuole anche una certa etica a confrontarti con delle persone anche su temi anche scabrosi, ad esempio il corpo umano, gli organi genitali, se ne parla pochissimo, anche nelle coppie giovani. Io parlo con le ragazze quando ho la fortuna di averle ospiti, queste studentesse, a casa tabù, ancora adesso non se ne parla, loro vorrebbero essere più curiose. Forse anche voi potete dare un messaggio di prevenzione, anche come dice il dottor Pirone, andando sempre di più nelle scuole, far capire l'importanza e soprattutto il rispetto del corpo umano, e questo forse la conoscenza del tuo corpo, dei tuoi organi. Prego, dottoressa, proprio anche per prevenire. Certo, allora nelle scuole sì, come ha già detto, si fa già qualcosa. Io quello che penso è che forse quello che potremmo fare è cercare una maniera per confrontarci con i giovani con un approccio forse un pochino più moderno e più parlare un linguaggio che sia simile a loro, perché io per anni sono andata per le scuole a fare proprio lezioni sulla prevenzione con un progetto per i giovani che era stato istituito allo IOV di Padova. E quindi mi sono confrontata spesso con i ragazzi e a volte mi ha dato l'impressione quasi di annoiarli, no? Quindi parlare, dire no, devi mangiare la frutta e devi fare attività fisica e non devi fumare, a volte mi dà l'impressione che, diciamo così, entra per un orecchio e schia per l'altro. Quindi, oddio, viene questa a farci la lezione e la morale, ci giudica. Esatto, eccola là. Che noia. Che noia. E quindi penso che noi dovremmo lavorare come clinici e forse insieme anche alla Regione per trovare una maniera più semplice e più adeguata ai tempi d'oggi per essere efficaci in questo tipo di informazione che andiamo a fare nelle scuole e forse trovare un approccio più moderno, ecco, perché se no penso che da questo impasse non si riesca ad uscire. Dobbiamo essere più vicini ai giovani. Allora io porto sempre l'esempio dell'AIL che ho avuto ospite, Associazione Italiana Leucemie, i quali hanno raccontato, dico sì, alla dottoressa e anche al dottor Pirone, che a un certo momento questi ragazzi, loro hanno la sede all'ospedale, 20 ragazzi sono andati in visita all'AIL e tutti i 20 sono diventati volontari. Allora si è posta la domanda che ha detto, e la ringrazio di averlo detto, dottoressa, cosa abbiamo sbagliato? Ma come? Siamo andati nelle scuole e non abbiamo ricevuto risultato.
I ragazzi sono entrati, hanno visto, hanno toccato con mano quello che facciamo e sono diventati volontari. Ecco qua che mi allaccio a quello che ha detto il professor Gerosa, che dobbiamo aprire di più, intrigarli di più, perché loro vogliono essere protagonisti. Certo. Cioè loro sono stanchi, queste lezioncine, come Brava. dice lei, mi annoio, ascolto 5 minuti, dopo anche là. Mentre l'ospedale, il profumo dell'ospedale, che non ha il profumo della strada, lo dico tutte le mattine, dove tocchi con mano la disperazione, la gioia, la felicità, la tecnologia, che a loro veramente interessa tantissimo. Ecco, forse sono posti che veramente dovrebbero essere più frequentati. Cosa dice, dottor Pirrone? Anche queste sale operatorie, naturalmente non entrare, ma quando operate, ma far vedere gli strumenti. Ecco, io sono convinta che, perché loro sono curiosi, qui ne abbiamo uno, poi lo sentiremo, questo ragazzo che si è incuriosito, ma grazie a Faustino Lorenzetto che lo ha accompagnato in un percorso della natura. Ma se non ci fosse Faustino magari lui non sarebbe qua a parlare anche di quello che sente. Ecco, intrigarli di più anche con questa nuova tecnologia che meglio dell'ospedale non so dove si trova, questi nuovi macchinari, questi robot, che allora la robotica interessa tantissimo. Ecco, un linguaggio diverso, come ha detto la dottoressa, ci crede? Sì, assolutamente, ed è quello che sperimentiamo, come diceva giustamente la dottoressa Artioli, quando li riceviamo, quelli che magari, quei ragazzi che fanno l'alternanza scuola-lavoro, che fanno questi periodi diciamo, di frequentazione nei nostri reparti, sono sempre molto coinvolti, e l'esperienza che ne ricavano è diversa da quella che poteva essere la semplice lezione teorica che magari si può fare così in classe e che facciamo appunto nelle scuole. Quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che vadano coinvolti in maniera proprio pratica, anche perché si tratta comunque di un tipo di attività e un tipo di ambiente che è coinvolgente. Poi c'è chi può essere più o meno attratto dai temi sanitari, medici, però qua si ha a che fare con le persone, appunto, e quindi si toccano con mano i problemi, come risolverli, e credo che sia così anche affascinante per un giovane. Ecco, io sono dell'idea che dobbiamo fare questo, come ha detto, e la ringrazio, dottoressa Artioli, perché ecco, questa sensibilità femminile che esce, che riesce a capire, ma forse non mi hanno ascoltato più di tanto, ecco, devo capire che forse loro usano un linguaggio diverso. Però io sono dell'idea che devono anche capire quali sono i segnali, come avete spiegato voi. Ecco, ad esempio l'endometriosi, dottor Pirrone, se ne parla poco, è una cosa molto anche complicata da capire, però bisogna iniziare a spiegarla, perché sennò con parole semplici come che riuscite a fare voi, perché a casa devono arrivare questi segnali, non c'è niente da fare. E anche il giovane, secondo me, è intrigato, poi stai molto attento che poi ti interrogo quando tocca a te arrivare qui, per capire se queste cose vi interessano, questi argomenti vi stimolano, dottor, perché è molto importante. Prego. Sì, ha toccato un tema molto delicato, quello dell'endometriosi. È una patologia che in alcuni casi può essere molto grave, che colpisce spesso le giovani donne, cioè comunque le donne in fase fertile, e ancora oggi, per quanto se ne parli un po' di più rispetto agli anni passati, abbiamo un ritardo nel fare diagnosi, e qui fare diagnosi precocemente è molto importante in questa malattia, mediamente di 7 anni, perché i sintomi all'inizio sono sottovalutati, e quindi avere consapevolezza di che cosa sia questa malattia da parte dei ragazzi, quindi sin da giovani, sia le femmine ma anche i maschi, perché comunque diventeranno dei compagni di donne che magari saranno affette da questa malattia. E più di qualche volta io ho visto coppie che venivano poi a visita, dove magari era più il compagno che era sensibilizzato, che magari era informato su questa malattia, che spingeva la compagna a farsi visitare. Quindi
deve essere un'informazione che raggiunga tutti sin dalle scuole. Su questo anche abbiamo fatto parecchi incontri, diciamo giornate divulgative rivolte proprio ai giovani, perché è una malattia che può avere risvolti anche gravi, che tocca la fertilità, trattandosi di giovani donne, per cui riconoscere precocemente i segnali che questa malattia può dare e curarla precocemente. Al giorno d'oggi abbiamo fortunatamente la possibilità di curarla anche senza necessariamente arrivare all'intervento chirurgico, che è lo step finale, ma si può curare anche con terapia medica spesso, ma l'importante è riconoscerla precocemente. Molto importante, guardi, la ringrazio anche per quello che ha detto, che ha spiegato, perché a casa abbiamo bisogno di informazioni e soprattutto dobbiamo più che sentire, ascoltare e poi praticare, e soprattutto questa prevenzione che ancora si fa fatica a capire l'importanza di questa parola, dottoressa. È vero che le donne hanno fatto anche dei passi molto lunghi in avanti, ma non abbastanza a mio avviso, perché c'è sempre quella grande fetta che mi novò combatta. Io sono veneta, trevigiana, e purtroppo regna ancora sovrano qui, mi novò combatta. Vabbè, invece la prevenzione va fatta perché riguarda tutti, riguarda la comunità, anche l'evoluzione della comunità. Prego. Beh, io posso dire innanzitutto che la prevenzione noi la possiamo attuare in due maniere, cioè la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. La secondaria, che è quella fatta con gli screening, e dobbiamo ringraziare la nostra regione che ce li mette a disposizione, perché in tutto il mondo e anche qua in Europa la prevenzione non è uguale per tutti, quindi qui abbiamo una grandissima opportunità che invece le donne dovrebbero imparare a cogliere. E cosa si fa con la prevenzione fatta con gli screening? Si cerca di trovare una malattia in fase precoce di sviluppo, quando ancora non è sintomatica. Abbiamo la fortuna di poter accedere agli screening mammografici, della prevenzione per il colon retto con un semplice prelievo delle feci che si chiama sangue occulto, e questo, se c'è un sanguinamento, potrebbe essere un segnale d'allarme. Poi in automatico il paziente viene chiamato per fare una colonscopia, quindi c'è tutto un percorso dietro alla mammografia che rileva delle calcificazioni o un nodulo sospetto. La paziente viene subito chiamata per fare un approfondimento diagnostico, e lo stesso vale per la visita per il pap test. Qualora il pap test risultasse alterato, viene subito chiamata per fare colposcopia e gli approfondimenti del caso. Quindi abbiamo questa opportunità. Lei dice giustamente, c'è una fetta di donne che è ancora reticente. Da quello che io vedo nella mia pratica clinica è più delle pazienti, delle donne, scusate, di una certa età, più che delle giovani. Le giovani accedono più volentieri a questo. Dite bene, le giovani accedono più volentieri, sì, l'importante sì. è quello che sta dicendo. E da quello che vedo ci tengono, sono più attente, leggono forse di più, e invece c'è una fetta magari dei 60 così che fanno più fatica ad accedere agli screening, appunto, e dicono, come ha detto lei, ma a me non interessa, vado più avanti, cosa vuoi che abbia? È vero, dottoressa, che il tumore non dà nessun segnale? Alcune volte, come dicevamo prima, alcuni tumori, adesso nella sfera ginecologica. Tumore al seno, ad esempio. Beh, il tumore al seno sì, è vero che può non dare sintomi fino a quando non si manifesta proprio il nodulo palpabile. Però è importante fare l'autopalpazione al seno, che non vuol dire tutti i giorni stare lì e palpare il seno, però lontano dal ciclo mestruale per le donne in età fertile, dove magari ci possono essere delle tensioni mammarie dovute agli sbalzi ormonali, dopo magari il ciclo mestruale, quando il seno è più sgonfio, ad esempio farsi l'autopalpazione una volta al mese non sarebbe cosa sbagliata, meglio sotto la doccia, dove è più facile riuscire a scivolare con le dita per fare la palpazione. Un sanguinamento, come dicevo prima, vaginale
addominale anomalo, va sempre indagato. Un dolore addominale, le donne devono imparare ad ascoltare il proprio corpo. Ecco, questo è sicuramente importante, perché se una conosce il proprio corpo e sente che quella cosa che sta accadendo non è nella sua quotidianità, è meglio rivolgersi una volta in più al medico, anche il medico curante, il medico di base, che una volta in meno, e poi magari sottovalutare dei sintomi che invece possono sottendere a qualcosa di più importante. Complimenti dottoressa, ascoltate bene, vi prego, ascoltate bene che facciamo tutti un passo in avanti, sono pillole di saggezza queste. Renza da Treviso, vai Renza. Buongiorno. Buongiorno. Mi interessa proprio questo argomento perché l'ho vissuto molto brutto. Adesso a 66 anni, per fortuna a 50 è arrivata la mia menopausa e sono rinata. Io a 50 anni mi sono trovata come una ventenne. Allora, la dottoressa, mi piace quello che ha detto, però che le donne più anziane, più adulte più che più anziane, non capiscono il problema. Io a 20 anni, quando ho cominciato a star male a 17, ma giustamente in quegli anni cos'è? Sono le mestruazioni, è normale, ma a 20 anni mia mamma mi ha detto non è normale. Il mio problema è stato che ho trovato dei medici che sì hanno capito cos'era, ma che mi hanno asportato tuba e ovaia senza dire niente a una ventenne o a una mamma. L'ho scoperto a 30 anni, quando ho avuto dei problemi per avere dei figli che non hanno sperpato solo una ciste. Poi ho trovato un bravo medico che mi ha seguito negli anni, purtroppo ho perso anche l'altra ovaia e tuba, però dopo nella menopausa sono... noi sappiamo che stiamo male. Io sono arrivata all'ospedale di Treviso facendo un'ecografia privata dal primario e, non dico il nome naturalmente, e con una busta che la dava per il mio medico curante, che io dovevo andare dallo psicologo, perché quando ho cominciato a star male e sentire che c'era qualcosa nella parte destra, mi ha detto che io stavo pensando all'operazione fatta 14 anni prima. Io non ci ho mai pensato, perché ho capito dopo negli anni cos'era l'endometriosi, non a 20 anni. Quindi noi che stiamo male sappiamo che stiamo male, ma tante volte non troviamo chi ci ascolta. Ho capito quello che vuoi dire. Ho capito quello che vuoi dire. Non troviamo, cioè adesso qua si parla bene, benissimo, ma io nella mia esperienza ho dovuto correre tanto per trovare la persona, perché sono arrivata a fare un'operazione molto importante, la seconda, per il danno, perché se lo facevo 2 anni prima, quando sono cominciato a star male, forse tagliavano meno. Grazie Renza, grazie anche della testimonianza che hai portato. Il problema, dottor Pirrone, è sempre quello che io sento anche dalle telefonate che arrivano, è l'ascolto e la competenza. Ed molte volte dicono mi sono sentita un numero, non una persona. Io porto un altro esempio che non c'entra niente col vostro lavoro, ma è un esempio di ascolto di quel ragazzo che ho avuto, che è diventato anche un ragazzo, poi adesso è un campione paralimpico, che nel momento che non aveva più le gambe, questo medico è entrato e gliel'ha detto in maniera violenta. E lui, mi ricordo, era seduta la dottoressa, ha detto non si fa così, perché in quel momento tu sai che la mia vita cambierà completamente, che non sarò più quello di prima, e c'è un modo anche di dire le cose. Però i medici sono uomini, cioè non è che o donne, che bisogna avere la sensibilità, ma quanto importante è l'ascolto per capire chi hai di fronte, e nel momento che tu hai fatto una diagnosi sai che diagnosi è, come dirgliela, perché veramente quando ti dicono hai un tumore ti crolla il mondo addosso, non c'è niente da fare, proprio in quel momento
Ecco, è come se la tua vita finisse. Quanto importante è capire che hai di fronte se è una persona che regge l'urto, diciamo così, dottore, o che invece è molto fragile, perché si capisce quando hanno aperto la porta, voi sapete già, li vedete che avete di fronte. Ecco, quanto importante è capire come dire e ascoltare. Beh, direi uno dei pilastri fondamentali dell'attività di un medico, di un sanitario, direi che si rapporta con delle persone che hanno bisogno, hanno un problema di salute, quindi è determinante, direi, l'ascolto. È vero, come è stata l'esperienza della signora, probabilmente che per vari motivi non sempre questo avviene, però diciamo che nel caso della patologia riferita dalla signora, quindi l'endometriosi a cui accennavamo prima, l'ascolto consente per l'80% direi di fare diagnosi, prima ancora di fare gli esami strumentali, l'ecografia, le risonanze o quello che può servire. Già ascoltare il racconto della paziente, quello che quindi chiaramente bisogna dedicare un tempo adeguato all'ascolto, ma sentire quali sono i sintomi, già questo ci indirizza e spesso ci consente di avvicinarci alla diagnosi più di un esame strumentale. Quindi è fondamentale in qualsiasi ambito raccogliere, parlare, raccogliere la fiducia. Questo sta al tempo da dedicare ai pazienti, cioè bisogna avere un tempo adeguato, sta all'empatia che uno può avere più o meno, ma l'empatia è un qualche cosa che si può anche imparare. Ovviamente è una dote naturale che magari una persona può avere più di un'altra, ma si può anche imparare, ci sono proprio dei corsi, delle tecniche, insomma. Ma la cosa principale è avere il tempo da dedicare al paziente perché è da lì che noi partiamo per fare le diagnosi e quindi poi risolvere il problema di salute. Dottoressa Artioli, l'importanza anche dei farmaci. Ecco, questi farmaci, io ho avuto diverse volte ospite il professor Garattini, lui ce l'ha a morte con gli integratori, dice se vi fanno bene prendeteli, ma sappiate che è acqua fresca, ma se vi fanno bene prendeteli. E poi con gli antibiotici, ce l'ha con questi antibiotici, troppo uso di antibiotici. Quanto importante invece è seguire, ecco, una prescrizione anche media, anche come farmaci. I farmaci quanto importanti sono anche nel vostro lavoro? Ecco, noi sono tutto. Perché io, sì, delle volte si ma quante pastiglie, ne prendi più di 4, basta, sono più che sufficienti. Cioè anche là il farmaco è fondamentale per anche una guarigione, una terapia, certo, che voi individuate e consigliate. Prego. Certo, questo si chiama aderenza ai trattamenti, quindi avere aderenza ai trattamenti, specialmente in oncologia, dove la parte farmaceutica, diciamo, è il nostro mestiere, è importantissimo. Oggigiorno abbiamo avuto un sacco di novità per quel che riguarda i tumori ginecologici, il tumore dell'ovaio, i mantenimenti per lo più vengono fatti dopo i trattamenti chemioterapici per 2, 3 e anche più anni con delle compresse. Quindi è importante trovare un paziente che ti segua nel tempo, che bisogna seguire, ascoltare il paziente, ascoltare i sintomi, trovare il dosaggio che è in grado di dare una qualità di vita che è importantissima, con dei sintomi, delle tossicità da trattamento che siano il minimo possibile per permettere al paziente di proseguire il trattamento per quello che è necessario, ma non si parla di mesi, si parla di anni. E quindi l'aderenza alle cure, anche adesso per il tumore della mammella, porto come esempio, spesso i trattamenti sono in compresse da fare a casa per periodi anche qui di anni, e quindi l'aderenza al trattamento, seguire i consigli del medico e ascoltare noi stessi medici le problematiche del paziente per ridurre gli effetti collaterali, per spiegare al paziente come si può diminuire gli effetti collaterali, a volte anche con l'alimentazione, sapere che puoi assumere un farmaco
con certi alimenti o eliminare certi alimenti che possono favorire magari delle mucositi, no? O dei sapori amari, e quindi sapere come assumerli insieme ai cibi può permettere una miglior aderenza al trattamento terapeutico. Questo è per le terapie orali, e poi la maggior parte dei trattamenti che noi facciamo sono trattamenti anche endovena, per cui anche lì, per avere l'aderenza al trattamento, parlare con il paziente, ascoltare, recepire le informazioni che ci tornano a noi utili per migliorare il trattamento. Certo che passi avanti se ne sono fatti tantissimi, specialmente con la chemioterapia. Sì. Non è più la chemioterapia di una volta, No. distruttiva. Io ho conosciuto delle persone, ho detto, non so neanche di averla fatta, sono stata benissimo. Ecco il dosaggio, ecco sempre più il perfezionamento. Dottor Pirone, quanto importante è anche far capire a questa paziente l'importanza e la gravità di quello che ti sto dando, perché insomma quando ti dicono chemioterapia o radioterapia non è che sei così. Però ecco, l'informazione anche su questo, ecco, stai tranquilla, vedrai che non ti succederà niente di più, ti seguiamo. Ecco qua il percorso che è l'accoglienza che fate di questa persona che avete in carico, che diventa di una fragilità unica, però accompagnata nel modo giusto. Ecco che fa le sedute. Io ricevo le telefonate che dicono no, bravi, di più, fanno i complimenti sempre, perché è importante capire quanto è importante anche l'accompagnamento nel percorso della malattia. Prego, dottor Pirone. Sì, ha detto bene, la donna, la paziente si deve sentire accompagnata. Gli sforzi che noi facciamo, noi siamo un'equipe, perché non è solo una singola figura medica che si occuperà del percorso di cura di quella paziente, assolutamente sì. Noi abbiamo proprio costituito un gruppo multidisciplinare per seguire i nostri tumori ginecologici, i nostri casi, e quindi tutti assieme organizziamo anche alcune attività ambulatoriali dove siamo proprio assieme, non c'è solo il ginecologo, ma c'è il ginecologo e l'oncologo che assieme accolgono la paziente e spiegano quali saranno i passi da fare, perché un percorso non è un atto di cura che si svolge in un solo momento, è un percorso dove quella paziente incontrerà più figure, dovrà fare più tipi di esami. E deve capire che non è da sola, quella donna, quella famiglia è accompagnata, come giustamente il termine giusto, nel suo percorso che è fatto di vari passi, e bisogna aiutarla a superare ogni singolo passo in maniera che sia anche un po' più facile accettare il passo successivo. Spesso il primo passo è la terapia chemio o radioterapia, più frequentemente il primo passo è l'intervento chirurgico, ma sono tutte, come dire, tutti momenti impegnativi fisicamente e soprattutto psicologicamente. Però se c'è questa, come dire, questa equipe o una squadra in cui la paziente si sente accolta, è un po' più facile, ecco, affrontare ed essere rassicurati sul valore sull'importanza di affrontare quelle terapie. Eh sì, perché poi quando questa paziente ritorna a casa, ecco, ritornare a casa anche belle cariche, nel senso c'è qualcuno che mi cura, c'è qualcuno che mi accompagna, non devo avere tutta quella paura, ce la farò, perché questo è il messaggio, ce la puoi fare, aiutaci, ecco, segui quello che noi ti consigliamo, però ce la puoi fare, ecco, questa parola ultima, ce la puoi fare, quella che ti dai là per continuare a combattere questa malattia anche terribile a volte. E soprattutto, ecco, io ho avuto anche diverse associazioni che appunto di donne che si occupano di accompagnare altre donne, ecco, delle volte anche questa violenza da parte della figura maschile che lascia questa donna perché non è in grado di supportare questa malattia, l'hanno detto loro. Perciò capite che da soli avere anche questo accompagnamento nel dire guarda che ce la puoi fare, fidati, prendi, fai, è tutta un'altra cosa, non c'è, noi siamo così, non c'è niente da fare. Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, Mirella, pronto. Sì, prego. Sì, Mirella, pronto. Sistemo perché ecco, pronto. Allora,
Dunque, io è già un mese che ho prenotato una visita cardiologica e praticamente non c'è spazio, non c'è posto, chissà perché. Se invece la pago lo trovo subito il posto, forse perché c'è bisogno di soldi. Stamattina guardando sui social ho sentito che praticamente nel 2025 l'Italia ha pagato 45 miliardi di armamenti. Ho fatto i conti, noi siamo in 25 milioni di famiglie, ho fatto i conti, sono 1.800 euro a ogni famiglia. Allora, io Mirella non è che io non so contro chi devo combattere, contro chi mi devo difendere, però personalmente io mi devo difendere contro questi politici, perché chiaramente se tu mi spendi 45 miliardi per armamenti e poi dopo io non ho le visite che devo fare, non ho capito io Mirella devo capirmi ancora contro chi mi devo difendere. Contro chi? Contro forse i nostri politici, chiaramente, perché sono loro che fanno dei danni. Ma allora diciamoci la verità. E un'altra cosa, Mirella, dopo mi taccio perché guarda, sono molto polemico tanto contro questo sistema che ci ha isolati con la parte orientale. Putin ha fatto vedere che c'è un vaccino contro i tumori, ha detto Putin. Ora, logicamente ho dei dubbi se è vero o non è vero, però chiaramente l'Italia, il paese, l'Occidente non lo mette in prima pagina che Putin ha un vaccino contro i tumori, perché sarebbe uno smacco per l'Occidente. Quindi rimaniamo sempre isolati gli interessi che abbiamo noi, che ci fanno questi politici per noi italiani, ci fanno i nostri interessi o solo succubi di un certo sistema e per cui noi dobbiamo pagare con la nostra salute? Mirella, io sono molto polemica, mi dispiace, ma è una malattia mia che mi viene addosso sta malattia qua, perché quando vedo questa roba qua, non so, forse è una malattia psicologica che ho. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio. Hai detto una parola però importante, il vaccino, dottoressa. Anche nel vostro ambito ci sono dei vaccini che sono molto importanti per curare certe malattie e per prevenirle. L'importanza è capire e conoscere e soprattutto l'importanza di fare questi vaccini adatti appunto a queste patologie. Prego. Beh, allora, per la prevenzione diciamo che il vaccino per il papillomavirus, esatto, che diventa prevenzione non solo per il tumore della cervice ma anche per altri tumori del distretto appunto anogenitale e orale, sono di estrema importanza e come dicevamo già prima vengono già proposti durante l'età scolare. C'è una statistica con numeri, cioè viene fatto questo vaccino, avete dei numeri? L'aderenza qua in Veneto non è male, però non è un'aderenza al 100%. Certo che noi clinici vediamo che, voglio dire, nei paesi tipo scandinavi dove l'aderenza a questa vaccinazione è ben più alta, c'è stato un drastico calo delle diagnosi e per quei tumori che sono dovuti proprio a un'infezione virale, è questo che forse è difficile da far capire, che la prevenzione del vaccino è perché l'HPV che si può prendere in età insomma adolescenziale, insomma quando si cominciano ad avere i primi rapporti, poi è un virus, in alcuni ce ne sono tantissimi, solo alcuni hanno questo ceppo che può essere oncologico, diciamo, e quindi favorire lo sviluppo di tumori, può appunto favorire lo sviluppo dei tumori, quindi col vaccino lo si previene e quindi certi tumori, questi in particolare che ho citato, si possono eradicare con la vaccinazione. Questo è un messaggio secondo me importante che va dato, perché tante volte il post-Covid, diciamo, non ha aiutato sicuramente, anzi esatto, ha fatto calare l'aderenza alla vaccinazione e quindi la paura del vaccino per
la paura della vaccinazione che c'è stata nell'epoca Covid ha fatto sì che ci sia un calo. Invece bisogna anche qui forse parlare di questo ai giovani e far capire che siccome la vaccinazione si può fare fino anche ai 26 anni gratuitamente, ma anche dopo si può gratuitamente, fare... lo specifichiamo perché è importante. Prego, dottoressa. E quindi è importante appunto parlarne, perché se fino ai 18 anni magari i genitori, a volte capita, non hanno acconsentito alla vaccinazione del proprio figlio o della propria figlia, quando si diventa maggiorenni e si può ragionare anche con la propria testa, se uno sa, può avere questa opportunità che non dovrebbe mancare. Vede, dottoressa, io sono molto preoccupata per i diciottenni, e sa perché? Perché anche a 18 anni con la nuova fai la carta d'identità e puoi fare la donazione, e non ci siamo proprio. Io ho le associazioni che sono molto preoccupate perché i diciottenni non donano. Allora, o il sistema sbagliato, che secondo me non andrebbe fatto nel momento che fai la carta d'identità in un ufficio anagrafe, o c'è qualcosa che non hanno capito. Perché lei ha detto una cosa importante: i giovani sono incuriositi, vogliono sapere, ma bisogna dare le informazioni corrette. Questo è. E là è il grande problema, perché abbiamo visto cosa è successo col vaccino. Il problema è nato dal medico, dallo scienziato, che qualcuno ha detto non credete, perché è là che è il problema, perché già sono fragili e ci arrivano anche informazioni che non sono corrette. Ad esempio, io ho sentito che l'HIV sta aumentando perché sono molto superficiali nei rapporti, non si rendono conto. Se invece riusciamo forse a far capire loro l'importanza dell'informazione corrette dagli addetti ai lavori competenti e non per carriere o per visibilità, forse anche loro riuscirebbero, perché a 18 anni che il ragazzo non dona, perché ha paura, certo che sì, ho sentito le telefonate, ma sono proprio morto? Ma siamo sicuri? La paura dell'espianto. Ecco, questo ragazzo che si crede poi diventa vulnerabile e fragile. Dottor Pirone, quanto è importante invece un'informazione corretta, capillare anche? Torniamo sempre lì, no, al punto che dicevamo prima, che stressavamo prima. Bisogna dare le informazioni corrette, quindi bisogna rivolgersi ai centri, diciamo ai professionisti che si occupano di queste cose, perché è facile andare su internet, su Google e lì trovare di tutto. Per cui è importante rivolgersi a chi si occupa seriamente di queste problematiche per avere delle informazioni che sono quasi sempre rassicuranti, e quindi una volta che si è consapevoli di qual è il problema, di quali sono eventuali rischi, ma di qual è l'importanza invece di fare una determinata attività di prevenzione, in questo caso della donazione, è sicuramente molto più facile ottenere. Si parlava prima del vaccino, è una cosa importantissima questa, perché avere un vaccino che mi previene un tumore è una cosa che questo vaccino c'è dal 2007, quindi sono tanti anni che lo si sta proponendo, è gratuito dagli 11 ai 26 anni sia nei maschi che nelle femmine, perché questo virus può provocare tumori anche nei maschietti, non solo nelle donne. Ma si può fare, come diceva la dottoressa Artioli, anche successivamente. È gratuito fino a quell'età, ma poi è in copayment cosiddetto, cioè si paga assieme, un po' lo Stato e un po' uno non se lo deve pagare da solo, quindi non sono costi proibitivi peraltro, ma è molto importante questo, perché ha consentito di ridurre drasticamente un tumore, che è il tumore del collo dell'utero, che altrimenti è un tumore che ha insomma una mortalità e comunque un'aggressività non da poco, insomma, ecco, quindi è un metodo semplice. L'importanza del vaccino. Assolutamente sì. Ecco, questo è quel messaggio che io volevo proprio anche dare, perché dopo il Covid è successo il finimondo. Ecco, questa paura, dottoressa, ecco, ma le volte anche terrore. Io ho ricevuto delle telefonate che danno colpa al vaccino per qualsiasi cosa, poi che è successa dopo il vaccino, e magari quella cosa era già in
vaccinato ancora prima del vaccino, perciò io sono convinta che parlarne fa sempre bene, e soprattutto l'informazione corretta che deve arrivare a questi ragazzi, che sono il nostro futuro. Ecco, se non puntiamo, già ne abbiamo pochi, ecco, se non puntiamo, ecco, con una giusta informazione, corretta informazione, a far capire loro l'importanza del rispetto del loro corpo umano, ecco, forse abbiamo fallito proprio. Penso che dovremmo fare dei passi in avanti per queste meravigliose creature che abbiamo la fortuna di avere. Dottoressa, come ci saluta? Ormai il tempo è scaduto, ecco, spero di avervi ancora ospiti per dare ancora più informazione, prego. Grazie. Io penso che quello che ci siamo detti oggi è stato abbastanza chiaro. Alle donne dire, e ribadisco il concetto di prima, di imparare ad ascoltarsi, aderire agli screening, andare dal medico di base per qualunque anche domanda, che non ci sono domande stupide. Tante volte le pazienti dicono: guardi, forse ho una domanda. Non ci sono domande stupide. Se ci sono delle domande vuol dire che dietro c'è una curiosità, una mancanza di informazione. Abbiamo parlato oggi di quanto l'informazione è importante, quindi sì, informarsi, istruirsi e domandare ai sanitari quello che si può fare. Attenzione alla familiarità, perché ci sono una quota di tumori che sono ereditari, e quindi quando nelle famiglie si ripetono delle neoplasie, andare da chi di dovere, chiedere delle consulenze genetiche e insomma approfondire anche questo aspetto, perché la prevenzione è importante. Grazie. Abbiamo Michela da Paese, poi salutiamo anche il dottor Pirone. Prego Michela. Sì, buongiorno, grazie per questa possibilità che date di intervenire e chiederci e toglierci dei dubbi. E forse una domanda forse scontata, però vabbè, io ho 2 ragazzi minorenni, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 12, e c'è arrivata appunto la possibilità di fare il vaccino per il papilloma. Io da mamma ero un po' perplessa, perché comunque dice un vaccino a questa età giovane, quindi sì, ero un po' perplessa se farlo subito o se aspettare. Mi sono rivolta al mio ginecologo chiedendo appunto delucidazioni, e lui mi ha detto sì, si fa, e mi ha dato una spiegazione. Volevo chiedere anche al professore, la dottoressa appunto presente in studio, perché questo vaccino viene proposto comunque in giovane età, cioè 12 anni, già 11 anni, magari già ai 14, 16, ok, si può essere sottoposti, vabbè, si capisce che adesso sì, con l'età tutto si anticipa e quindi c'è maggior rischio all'esposizione al tumore. Volevo togliermi questo dubbio ulteriormente, perché a 11 anni. Allora, grazie. Intanto ti ringrazio per questa telefonata che fa capire tutto quello che abbiamo. La paura, perché? Ho paura del vaccino. Ecco, come mai così giovane? Sto bene, il mio bambino è in salute, perché devo fare il vaccino, dottor Pirone. Sì, allora, nel caso specifico del vaccino contro il papillomavirus, siccome questo è un virus che si trasmette con i rapporti sessuali, il vaccino dovrebbe prevenire l'infezione del virus, e quindi viene proposto in un'età precoce per anticipare la vaccinazione rispetto all'inizio dell'attività sessuale. È chiaro che se quella giovane inizia ad avere l'attività sessuale in età più avanzata, teoricamente si potrebbe fare il vaccino anche un po' più in là, ma l'importante è, per avere la massima efficacia appunto di prevenzione primaria, e poterlo fare prima dell'inizio dell'attività sessuale. Per questo viene proposto da quella età. È un vaccino che, come dicevo prima, abbiamo a disposizione da 20 anni e che nel tempo è anche migliorato, nel senso che è andato a coprire più ceppi di papillomavirus, perché ci sono tanti ceppi e non tutti sono pericolosi per il tumore. E quindi con 20 anni di esperienza, più tutta la sperimentazione che è stata fatta prima che fosse messo in commercio, abbiamo sufficienti dati, sufficiente esperienza per poter dire che è sicuro
anche fatto ad un ragazzo, ad una ragazza in età adolescenziale, per cui viene proposto a questa età soprattutto però per questo motivo, anticipare l'età dei primi rapporti in maniera che il vaccino prevenga l'infezione da parte dei papillomavirus ad alto rischio. E capite bene che abbiamo dei ragazzini, saranno anche adolescenti, ma sono molto precoci e molto svegli. Perciò capite che a 10 anni si fanno le canne. Perciò tu genitore, purtroppo statistiche alla mano, sono molto preoccupati gli addetti ai lavori, sta calando sempre di più l'età, perciò voi genitori fate i genitori, capite cosa è il bene per il vostro figlio, soprattutto chi è vostro figlio, se lo controllate abbastanza, se sapete veramente chi è, e in base a questo muovetevi, come ha detto il dottore, per capire cosa fare e cosa non fare. Siete anche voi che decidete, voi sono minori loro, non è che possono difendersi da soli. Ecco, e soprattutto con un giusto dialogo e una giusta informazione aiutata da queste persone competenti, forse ce la faremo. Grazie, io ringrazio veramente il dottor Francesco Pirone, direttore UOC Ginecologia e Ostetricia al Canfoncello di Treviso, grazie alla nuova sede adesso poi bellissima. Grazie anche alla dottoressa Grazia Artioli, oncologa, che è stata con noi. Più di così penso che queste pillole di saggezza dovete ascoltarle e vedrete che tutti quanti ci troveremo meglio. Grazie, buona giornata, pubblicità. Allora, siamo con Marton Nicola, studente, grazie di essere qui. È veramente importante capire la meraviglia della natura e soprattutto, prima di iniziare a parlare della natura, di quello che ti intriga, di quello che abbiamo parlato nella trasmissione anche con questi importanti medici che abbiamo avuto, sei stato interessato, hai capito l'importanza del rispetto del corpo, di fare i vaccini. Come pensi, Nicola? Cosa dici? Beh, penso sì che fare i vaccini è appunto importante se si è favorevoli a fare i vaccini, bene, ma vedo anche tante persone che non se li vogliono fare perché magari pensano che ci siano effetti negativi e secondo me sì, magari ci sono e vengono magari riscontrati, ma non è che muori perché ti fai un vaccino. Un vaccino è per proteggere il proprio corpo, per farti del bene, per non ammalarti. E quindi... Secondo te, Nicola, c'è abbastanza informazione sia alla scuola che in famiglia? Sui vaccini? Su quello che è anche il rispetto della persona, del corpo umano? Allora, sulla scuola, almeno sulla mia scuola, non si parla tanto di questo. Sì, ci sono vari interventi, ma non so sulle altre, ma almeno sulla mia non si interviene così tanto. E anche in famiglia, sì, almeno a casa mia si parla anche di queste cose, ma ci sono famiglie che proprio schivano proprio il problema e preferiscono non parlarne. Lo dicono i tuoi amici allora questo? Sì. Avete capito che abbiamo sentito
dalla voce di Nicola qual è la realtà. E io dico sempre che io non devo essere fortunato, Nicola, ad avere quella scuola o quell'insegnante, è quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere e sapere. Ecco, questo è quello che io, e dovrebbero farlo anche i genitori in famiglia. Allora, questa natura, aver conosciuto anche Faustino Lorenzetto, ti ha intrigato. Sì. Cosa ti ha intrigato per accompagnare anche Faustino in percorsi naturali meravigliosi, Nicola? Beh, mi ha intrigato la determinazione di Faustino, perché appunto Faustino è appunto una persona che non si trova facilmente, perché magari persone, adesso non voglio dire che è anziano, ma persone della sua età magari li trovi al bar che giocano a carte, invece lui è sempre con i bambini, con i ragazzi giovani come me a spiegare, a fare percorsi naturalistici e quindi appunto mi ha ammirato Faustino e sono andato con lui per non dico diventare come lui, ma almeno meglio. Hai sentito cosa ha detto Faustino? Ascolta Nicola, una cosa importante che hai detto, anche tra le righe, è quella che voi volete imparare, volete conoscere, però dovete trovare anche le persone, non è facile trovarle. Ecco, trovi anche delle persone specialmente diversamente molto chiusi, ecco il famoso Tessiceo, a Samestano, col tempo. Mentre voi giovani siete curiosi, avete voglia di sapere, di comprendere, quando trovate una persona come Faustino dite eccolo qua che l'ho trovato finalmente, una persona che mi ascolta e mi accompagni su un percorso della natura bellissimo. Prego Nicola. Sì, appunto quello che hai detto è vero, che appunto io ho anche ho incontrato tante persone che magari io volevo imparare e appunto mi dicevano no, io non ti insegno perché io non ho tempo, o tu sei piccolo e imparerai, ma se nessuno mi insegna, da chi è che imparo, se nessuno mi insegna? Allora Faustino, intanto penso che per un anno ti sia a posto con tutte le lodi che ti gaccia stamattina, penso che per un anno è anche... Mi sembra di avere una roba luminosa. Ascolta Faustino, ecco, per intrigare i ragazzi bisogna farli diventare anche protagonisti, che è quello che fai tu, gli insegno, ma poi loro si adoperano su quello che hanno capito e li metto alla prova. Come vedi questi ragazzi? È vero che hanno poca manualità, che si stancano facilmente, si annoiano molto di più, come li vedi tu? Ma probabilmente è un periodo nostro culturale, diremo, che non dà molta apertura, perché nelle più piccole esperienze che ho, soprattutto sui più piccolissimi, là c'è già una mentalità aperta, una voglia di fare, di conoscere, che pian piano che trova delle barriere e va a morire, proprio non interessa più. Poi si parlava anche stamattina delle scelte. Adesso avevo tutta una vita preconfezionata, cioè vado su quel posto là, che se che sono là, pago 5 euro, passare 2 ore eccetera e sono a posto. Aiuta perché bisogna anche un po' semplificare queste robe. Mi vedo adesso per esempio sull'Osi, il Paio del Prete, che c'è diverse tipologie di visitatori. Non ne c'è tantissimi, questo mi va bene perché è un Osi ancora di pace e tranquillità. C'è qui che arriva in bicicletta, che al limite che danno già il carteo proprio, e via. Arriva una coppia la settimana scorsa che devo lavorare, ma io sul sì, che c'è tutto un movimento, ma che bello, ma che bello, 2 secondi gira la bici e parti, cioè che c'è proprio questa mentalità anche di consumo, diremo, e c'è probabilmente c'è un altro tipo di vita. Come che c'è un'altra faccia, una delle mie facce della stessa medaglia, che viene una signora con un passeggino, con 2 bambini che non sono più proprio bambini, ma loro vogliono venire, che si fa 1,5 chilometri col passeggino, perché vogliono venire sul Capano dalla Pierina, una struttura, osservatorio diremo, che praticamente e questi saranno i posti miracolosi che si ricorderà
Quando chi diventerà grande? Il Fontanaso, che se partiva tutta sta osi, che praticamente se andava a pulirlo per la prima volta Ivano Durigon, l'attuale sindaco praticamente, io si ricordava dall'infanzia, si ricordava, cioè tutti quanti tornemmo anche per poco su chi posti ha. Tant'è che mi adesso sempre il solito problema che si dice ti aspetti aiuti, perché voglio creare una piccola casetta di 7 nani che è un bosco meraviglioso in mezzo al Sanguineo, un Pinocchio sentato sul capanno, e sono convinto che i bambini che La domanda che è il sindaco Durigon che inviterò e guarda che Faustino vuole fare sto capanno, dagli una mano. Senti Nicola, cos'è che ti intriga di più della natura? Gli animali, la vegetazione, l'acqua? Dov'è che sei più portato, che vorresti essere più intrigato? Allora, la mia passione più grande sono appunto gli animali. Ecco qua. Ma mi piace appunto lavorare anche con loro, appunto, e quando Faustino metteva le casette, preparava l'acquario per i pescetti, così il Martin Pescatore andava a prenderli, io ero sempre là perché mi interessava e magari... Tutta una scoperta. Tutta una scoperta, e quando Faustino mi diceva ho messo le casette, io prendevo, andavo a vedere, guarda l'ha messa là, allora aspetta magari domani ritorno, vediamo se qualcuno è andato su quelle casette là. Ma un po', io adesso dico gli animali, ma è un po' tutto in generale che mi appassiona. Ascolta, e questa passione arriva quando? Fin da piccolo avevi capito, ecco, questa predisposizione per la natura, Nicola? Sì, quando ero proprio piccolo mio nonno appunto mi portava a girare. Eccolo qua il nonno. Il grande Carlo. Ce l'hai ancora il nonno? No, purtroppo c'è no. quella nonna? Sì, la nonna. Allora salutala, dai, saluta sta nonna. Nonna, se mi stai guardando ti saluto. Come si chiama? Germana. Dai, nonna Germana, dai. Nonna Germana, se mi stai guardando ti saluto. E sei una nonna fantastica, ti ringrazio. Salutiamo anche la nonna. Ascolta Nicola, e secondo te quando vai a scuola oppure quando ti incontri con i tuoi amici, parli di questa cosa, di questa tua passione, cerchi di coinvolgerti, e cosa ti dicono i tuoi amici? Allora, a scuola appunto ho amici che sono veramente appassionati e quando mi vengono a trovare, mi dicono dai, ma mi porti là sul Fontanaso, andiamo a vedere, perché a me mi piace, perché hai sistemato veramente bene, almeno sul tuo Fontanaso mi piace, io anche volentieri li porto. È venuta anche la scuola un anno? Sì, è venuta anche la scuola, e sono stato io a dire al professore, guardi che vicino a noi c'è un altro spazio di osi che merita, che è bello da vedere. E allora appunto sì, penso di aver fatto anche la mia parte di coinvolgere anche giovani. Dopo, se tu li puoi coinvolgere fin là, dopo se uno dice a me mi piace solamente a vedere, ma prendermi la zappetta in mano e iniziare a lavorare? Iniziare no, quello no. Vabbè, ma almeno vieni a vedere. Ascolta Nicola, quanto è importante è continuare invece a insistere anche per far capire l'importanza della natura, perché il vostro futuro non c'è niente da fare e come dici tu è un futuro veramente che vi intriga molto. Ecco, secondo te anche la scuola, tu hai detto il professore ha capito le mie parole, l'importanza di quello che volevo far vedere, ma poi si continua oppure finisce tutto là? Si continua, anche magari ci sono professori nella mia scuola che portano i ragazzi fuori a vedere magari gli alberi che stanno fiorendo, o magari a vedere... Che scuola fai tu? L'agraria a Castelfranco. Sì, appunto ci sono professori che magari preferisco stare dentro in classe e dicono vabbè
parlate di quello che volete, ma professori che magari portano fuori i ragazzi e dicono no, non parliamo, andiamo a fare un giro fuori perché è importante anche stare all'aria aperta e vedere. Perché adesso... Cioè sì, la didattica, però dopo anche uscire e toccare con mano quella che è la realtà. Forse vi intriga di più che non rimanere in aula. Sì, appunto, quando il professore parla di andare fuori, subito tutti che si alzano, tutti che vanno subito, sì, non fa neanche tempo a dire andiamo fuori, che siamo già alla porta. E quindi sì, è bello vedere anche sti ragazzi come me che preferisco tanto andare fuori, e quando dicono i professori no, stiamo in classe, perché magari sono loro che non hanno voglia di andare fuori. Non voi? No, anche noi magari certe volte preferiamo stare in classe, ma magari ci sono sì, professori che spingono proprio i ragazzi ad andare fuori a vedere magari gli alberi che stanno fiorendo, i vari lavori di agricoltura che sono stati fatti dagli altri, e questo è bello da vedere. Senti Nicola, quello che hai capito anche, e l'hai spiegato anche molto bene, ti ringrazio Nicola, di quello che fa Faustino, cioè Faustino rallenta, Faustino è la calma, è la spiegazione, è l'ascolto. Ecco, voi avete bisogno di calma, di rallentare, non di correre, di guardare attentamente e soprattutto di avere dei tempi. Voi avete bisogno di tempo, o sbaglio? Sì, no, ci sono ragazzi appunto che hanno bisogno di tanta calma, perché alcuni magari si offrono volontari per spiegare, ma magari spiegano velocemente, magari partono con l'app perché impollina e magari passano subito agli alberi in fiori. Aspetta, perché io mi sono... va calmo, perché io devo soffermarmi sono ancora là. Invece Faustino si ferma e dice tutto con precisione e si assicura che tutti abbiano capito. Perché se alcuni non hanno capito, lui non va avanti. Quando ho portato la scuola, si accertava sempre che tutti avessero capito, diceva magari te hai capito, a posto. No, ma guarda Faustino come che si deve guardarti, guarda Faustino come... No, che ho preso una birra dopo. Faustino come si deve guardarti. No. Ma che belli questi racconti. Ma vi sentite a casa chi sono i nostri ragazzi? Allora Nicola, visto che si parla sempre di baby gang, di maranza, di coltelli, ecco, di droga, di alcol, come vedi e come vedete voi la situazione? Qual è la situazione reale che toccate con mano? È la paura, è la condivisione che bisogna stare attenti con le antenne alte, ma c'è anche la consapevolezza di essere anche dei bravi ragazzi, o sbaglio? Sì, no, allora, molti ragazzi appunto vanno via anche con un po' paura fuori di casa, perché c'è un mondo cattivo da una parte e magari anche girano con sempre magari la mano in tasca perché hanno sempre paura che uno passi e gli rubi il telefono. Uno passi e magari perché gli vuole rubare il telefono e lo accortella. Infatti mi ricordo un episodio che ero in stazione delle Corriere a Castelfranco e stavo aspettando l'autobus. E a un certo punto con un mio amico sento un ragazzo che grida perché un altro gli stava rubando lo zaino. Quello non voleva, allora il ragazzo ha tirato fuori il coltello e gli ha fortunatamente è riuscito solamente a tagliargli il pantalone, ma là seriamente tutti hanno avuto una cosa di grande paura e vedi appunto tutti questi ragazzi tutti ammassati su un punto e che ti guardano male, non puoi neanche guardarli, che loro subito si lanciano contro. Sì,
cosa ti ho fatto io? Perché se sei arrabbiato col mondo devi essere arrabbiato anche con me. Io non posso vivere sulla paura che ti passo in fianco e mi arriva un pugno, che ti passo in fianco e mi arriva una coltellata. Questo secondo me non è giusto. Una volta le persone erano tanto più buone, erano tanto più diciamo consapevoli. Quello là mi sta guardando male, ma io non le ho fatto niente, vabbè, lascio perdere. Invece cercano sempre la rissa pronta, il pugno, e vogliono sempre essere più forti degli altri. E questo per me non è giusto. Ma non è che forse con il dialogo che prima o dopo dovrete fare voi con questi ragazzi, riuscirete a far capire che la vita non gira così neppure per loro? Non pensate forse che in qualche modo dovrete confrontarvi con questi ragazzi, soprattutto parlare e dialogare? È così difficile dire: scusa, fermati un attimo, spiegami perché sei così, perché devo aver paura di te? Io ho avuto un ragazzo, un bravo ragazzo che ha scritto anche un libro, uno studente, la scorsa settimana, che lui ha detto una cosa che mi ha colpito molto, c'era anche la mamma vicino. Ha detto: io vado con questi ragazzi, diciamo, un po' sopra le righe, diciamo così, perché loro mi hanno accolto e non mi sento giudicato. Cosa dici? È vero questa storia che c'è una parte di ragazzi che sono visti male dalla comunità, dalla società, invece che accoglie la persona fragile, che loro sentono che è fragile, è come che questo ragazzo si sentiva protetto da questi ragazzi? Sì, appunto, sono ragazzi che appunto magari si dimostrano cattivi, ma in realtà non lo sono, ma magari sono solamente incompresi e certe volte avranno bisogno di una pacca sulla spalla e dire: guarda che sono qua e ci sono anch'io, non sei da solo. Ma purtroppo la società adesso non lo fa più, pensa a magari problemi più grandi del ragazzo incompreso. Invece bisognerebbe pensare anche a loro, perché magari tanti ragazzi sono magari cattivi, ma in realtà sono solamente incompresi. Ma tu avresti coraggio di fermarti e di dire a questi ragazzi: perché stai facendo questo? Perché mi guardi in questo modo? O la paura prevale sulla voglia anche di fermarsi, Nicola? Sì, se li incontro magari anche mi fermo anche magari a parlargli, se ne ho la possibilità. Ma un giorno mi è capitato un ragazzo che stava prendendo in giro un ragazzino più piccolo al Greste di Santa Cristina, perché io ho fatto l'animatore. Io l'ho preso da parte e ho detto: ma perché l'hai preso in giro? Perché hai fatto questo? E lui non mi ha saputo rispondere e ha detto: non lo so. Io non so perché l'ho preso in giro, perché avevo tanta rabbia dentro e non lo so. Tanti ragazzi magari sono cattivi, gli chiedi: perché sei cattivo? Perché non lo so, perché mi viene naturale, perché ho tanta rabbia dentro e mi viene da sfogarla. Sì, ma la sfoghi però con un fragile, perché non la sfoghi con uno forte? Là è il problema grande. Tamara, vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Scusa Mirella, io volevo fare i complimenti al ragazzo che è il tuo ospite. Nicola, perché io dico solo: i giovani di oggi sono capaci solo di fare danni, ma ci sono anche i ragazzi che hanno voglia di fare, di lavorare, di imparare il lavoro. Perché ti dico, ho 2 stagiste della scuola del Palladio e sono 2 persone che hanno voglia di imparare il loro lavoro, e credo che anche questo Nicola abbia voglia di imparare il lavoro e di impegnarsi nel suo studio. Io aspetto che Nicola diventa sempre più grande. Guarda che sei grande, Hai ragione. Sei un fusto. Da dove togli? Sei un fusto. Che diventa più autonomo, più esperienza, che insegna anche ai più piccoli, e anche ai più grandi, che imparano
solo del male, ma si fa anche del bene. Grazie Mirella. Grazie a te cara Tamara, hai fatto bene perché a Nicola fa piacere le parole che ha detto Tamara. Faustino, tu cosa vuoi dire di questi ragazzi? Perché quelli che mi porti qua sono uno meglio dell'altro, sono dei bravissimi ragazzi. Allora, ci sono questi ragazzi? Sì, beh, no, hai dato solo che ti spiegano perché a sto punto... ce ne sono e anche non pochi, però tira fuori un altro punto molto importante, cioè lui da animatore e che trova al Crest, vuol dire sotto la parrocchia, non che la parrocchia sia magica, però ho visto ieri su una chiesa proprio rinnoviamo l'oratorio che ci vogliono, il prete lo ha detto, i punti di incontro. Se manca dei punti di incontro dove i ragazzi possano parlare, possano spiegarsi e dopo è anche una cultura perché lui non lo dice, ma da casa a Nicola che dà le direttive, non sai che dice, oh, il primo che ti vedi, per dire, cioè anche a famiglia ben piantata, adesso insomma, ecco, questo qua. E dopo ci sia una società che, se, ad esempio, qui accennate un'altra esperienza recente, che con gli alpini siamo andati a cantare alla casa di riposo di Silea e cantare Amici miei, no? Chi se Dio guardarne perché diversamente giovani di Silea, va sempre tutta Saudi. Non mi ricordo il nome, ma avevo cantato all'ultimo canto, intanto un applauso ogni brano, un applauso da stadio, una cosa pazzesca, e l'ultimo canto che abbiamo fatto Amici miei, era mio e un altro alpino, no? Che era uno che aveva le braccia diremo verso noi avanti, che abbiamo dato a mano e che abbiamo cantato tutta quanta canzone, quando ti prende la nostalgia, eccetera, eccetera. Amici miei, è stata un'esperienza bellissima. Fantastico. Solo che ero venuto a me, mi ho venuto solo una stretta di mano così, e era come che ti avessi dato il mondo a una persona. L'umanità è sempre qui. Era saluti bene, dai, chi te guarda, dai. Praticamente si ricorda, perché tra l'altro mi era l'unico che non sono alpino. Sono andato là non ti aveva il cappello dell'alpino, ma ti aveva il cappello del tuo nonno? No, neanche quello. Perché sono andato là per fare qualche ripresa e mi ha detto sentite, mi ha dato la carta e anche c'è un coro, bisogna che ti inviti qua una volta. I diversamente giovani di Silei, No, parlo di alpini, perché gli alpini sei venuti l'altro giorno? C'è un coro che non c'è coro e il maestro che non c'è maestro. Ah, va bene, c'è un coro, maestro non c'è maestro. E che canta da Dio. Va bene. Senti Nicola, un'altra cosa importante che ha detto Faustino è la famiglia, i genitori e soprattutto i punti di riferimento che possono essere anche questi posti, perché fino adesso non è che ne abbiamo molti, che avete molto. Ecco, quanto è importante è la famiglia, ma poi quando esce avere un punto di riferimento che può essere, una volta si chiamava oratorio, adesso lo so, mettete che nome volete, ma avere un punto di riferimento. Quanto importante è? Allora, la famiglia è molto importante, da avere anche una famiglia che, come la mia, che ti educa e ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, è veramente essenziale per la vita di un ragazzo. E appunto i miei genitori mi hanno educato ad appunto capire che questa roba si fa ed è bene. Questa cosa non si fa, la fai lo stesso, sai che avrai delle conseguenze e quando andrai fuori di casa così saprai cavartela e sapere i punti di riferimento giusti, come magari l'oratorio, come il Crest, come il gruppo giovani, e sapere quali punti di riferimento sono invece cattivi, come le baby gang, come le amicizie diciamo sbagliate. E per me questa cosa per la vita di un ragazzo è molto importante e ci sono purtroppo tanti ragazzi che i genitori non gli spiegano
cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché tanto quando cresce imparerà da solo, ma però se un bambino non capisce già da piccolo cosa è giusto, da grande non potrà imparare, perché sarà sempre stato abituato a fare quella cosa sbagliata e la pensa come giusta, e secondo me questo non è... Senti Nicola, tu hai detto che hai fatto l'animatore, ti piace fare l'animatore, perciò vuol dire che sei una persona anche che socializza, che è molto importante. Non pensi forse, prima hai detto compagnie sbagliate, ragazzi sopra le righe, ma non sono forse, come hai detto tu, forse i ragazzi da attenzionare di più, da capire, magari anche aiutato anche da altre persone a capire l'importanza invece di parlare con questi ragazzi, invece di aver paura di questi ragazzi? Allora, adesso no, non ho capito bene la domanda. Devi avere più paura oppure bisogna essere propensi più a cercare il dialogo e capire, come hai detto tu, perché si comportano così, magari accompagnati da persone più preparate? Sì, no, è importante il dialogo, è molto importante il dialogo con questi ragazzi, ma appunto ritornando all'argomento di prima della famiglia, magari noi animatori, o almeno io che sono un ex animatore, sì, possiamo educare, ma però deve essere anche appunto queste famiglie, le famiglie a metterci il loro, perché il ragazzo di 12 anni, che adesso i ragazzi di 12 anni si comportano come noi ragazzi di 17, cioè chi è che ascolti di più? Il genitore o deve aspettare a noi ragazzi educare il figlio degli altri? Tu hai detto ex animatore, non pensi invece che abbiamo bisogno di più animatori, di più ragazzi come te? Faustino, noi abbiamo bisogno di più ragazzi come Nicola, di più animatori. Come mai Nicola non fa più l'animatore? Mi deriva un certo un problema di età, oppure te che stanca, cioè non te lo fa più, insomma. No, cioè, mi è piaciuto veramente fare l'animatore, ma adesso, dato che tra poco ci metterò sul mondo del lavoro e anche quest'estate andrò appunto 2 settimane in Malga e farò varie esperienze. Capito dove va? Al Grest, il Grest lo lascio per ragazzi che possono fare esperienza come la mia, ad esempio mia sorella, che quest'anno è aiuto animatore, penso che farà molta strada come l'ho fatta io, e mi auguro anche meglio di quello che ho fatto io al Grest, perché io sì, ho fatto tanto, ma mia sorella spero che faccia ancora di più. Senti Nicola, ma io non a caso ho chiesto a Faustino che ci vogliono più animatori, perché lui è un animatore, Faustino è veramente un animatore che coinvolge, che intriga, che partecipa, lui fa tutte queste cose, per questo lui per me è il numero 1 come animatore. Devi, Faustino, far diventare molti di più animatori i ragazzi che arrivano da te, anche intrigandoli nelle cose che piacciono a loro. Tu lo sai fare, lo dicono loro. Torniamo indietro adesso dei 50 anni, perché quando che il GS Olimpo praticamente è partito a Santa Cristina, siamo andati dai maestri, era i giochi della gioventù, voi dovete farli perché voi siete predisposti. Quando siamo andati là abbiamo detto che tutti quanti dobbiamo parlare la stessa voce, genitori, Veloce, siamo in chiusura. Genitori, no, nella scuola voi non potete venire a insegnare, cioè mica aveva capito, cioè uno deve sentire sempre la stessa
campana, per dirla in breve. E con questa campana noi chiudiamo la puntata di oggi, sabato 16 maggio. Grazie veramente a Faustino Lorenzetto, numero 1 sempre, numero 1 anche come animatore. Grazie anche a Nicola Marton, veramente grazie, ti inviterò ancora Nicola. Grazie anche a voi, anche questa settimana se n'è andata, però la terminiamo col vostro assegno. Ciao, a lunedì. Allora, oggi siamo a casa di Mauro. Cari amici miei, grande famiglia, e siamo con la moglie e una delle sue bimbe, l'altra è ancora a scuola, perché la Mireluccia ha portato i vestiti di carnevale che vedete alle mie spalle e le mascherine, ma anche dei libri delle fiabe, perché secondo me è sempre bello leggere questi libri. Uno l'ho portato anche per Mauro, dopo glielo diamo. Allora, Maria, hai detto, io ho tante spese, Mirella, purtroppo la vita è molto cara, ho 2 bambine, e tutto costa tutto caro, anche Mauro ha delle esigenze. E allora noi oggi siamo venuti qui per dare l'assegno a te, Maria, perché io so che tu ce la stai mettendo tutta e stai facendo tanta fatica. Oltretutto c'è un problema, che loro hanno una casa che hanno tanto desiderato col mutuo, però è diventata piccola. Mauro si sente escluso perché vive in una stanza piccola. Maria non può dormire vicino a lui perché c'è solo un letto che ci sta in questa stanza e lei dorme per terra, pur di stare vicino a Mauro, perché Mauro deve essere assistito giorno e notte. Allora Maria, io vorrei lanciare anche un appello. Se qualcuno avesse una casa grande, perché Mauro mi ha fatto una confidenza, mi ha detto delle volte io mi sento escluso, loro sono in cucina e io non partecipo alla loro vita familiare perché sono in questa stanza. Le bambine sì, vanno, però rimangono anche in cucina. Cosa vorresti avere? Il tuo sogno quale sarebbe, Maria? È il sogno di Mauro specialmente. Di Mauro di avere più spazio per tutti quanti, specialmente per lui, perché avendo più spazio lui può avere più libertà di muoversi, magari in carrozzina ovviamente, venire più spesso su, e è questo il discorso di avere più spazio, che qui non abbiamo più di tanto. Sì, sarebbe ideale la quantità di cui abbiamo oggi, però non in questa situazione in cui siamo. Perché quando avete preso questo appartamento nessuno immaginava la tragedia. No. Era il vostro nido d'amore, questo qua con le vostre bellissime bambine. Allora io lancio questo appello, poi vediamo cosa succede. Sono tanti i pensieri in queste condizioni. Io ho sentito anche che la Regione sta elargendo un contributo proprio per le famiglie come voi, con Mauro, con questa terribile malattia che è la SLA, e perciò anche questo ti aiuterà ancora un po' di più. Però secondo me è giusto che Mauro viva felicemente la sua famiglia, perché lui la adora sua moglie, adora le 2 bimbe che sono meravigliose, e perciò è giusto secondo me che anche noi aiutiamo questa famiglia a stare unita ancora di più, perché se lo meritano veramente. Questo, Maria, è l'assegno della grande famiglia di Veneti Schiacciati, che penso te lo meriti, no, tutto di più, tu e tutta la tua famiglia. Spero che questo non sono cifre enormi, però sono cifre che lasciano respirare un po', e tu so che hai bisogno anche di respirare, perché 2 bambine, scuola, cioè tutto quanto. Si fa fatica arrivare a fine mese. Cosa vuoi dire, Maria, alla grande famiglia di Veneti Schiacciati? Io alla grande famiglia di Veneti Schiacciati voglio ringraziare tantissimo a nome specialmente di Mauro, soprattutto di Mauro, e anche da parte nostra un grazie veramente grande di cuore. Adesso andiamo da Mauro, perché vi ho portato anche un libro. Mauruccio! Ecco, questa è la stanza dove Mauro e Maria vivono. Maria vive qui per terra, qui vedete il materasso. Maria si mette questo materasso per terra e tutta la notte, ecco, lei qui è vicino a Mauro perché un altro letto non ci sta. È una situazione molto particolare, ma soprattutto lui vuole vivere la sua famiglia assieme, mangiare assieme, viverla questa bellissima famiglia. E allora io, Mauro, ho fatto questo appello, vediamo cosa succederà, se troviamo qualcosa, indipendentemente che voi avete il mutuo su questo appartamento, ci faremo anche consigliare da gente esperta per vedere di trovare una soluzione, perché io so
Maria, che Mauro vuole questo, vuole vivere vicino a voi il più possibile. Perciò io ringrazio la grande famiglia di Veneti Schiacciati, ringrazio tantissimo Mauro. Stiamo vedendo di mettere il libro, anche abbiamo preso dei contatti con la libreria Canova, col direttore. Speriamo vada tutto bene, in maniera che questo libro si possa trovare anche nella libreria, e perciò noi andiamo avanti per la nostra strada. Noi ci proviamo sempre, tutto, diamo tutti noi stessi per riuscire a migliorare le situazioni di queste famiglie. Ciao!